Amici bellini, cominciamo subito. Ah, non dovete guardare le pagelle in anteprima, ne dobbiamo parlare con calma, devo fare l'editoriale. Cominciamo. Per te che vedrai questa live dopo, lascia il like e ti ringrazio perché YouTube non ti ha mandato la notifica, non hai cliccato la campanella, non lo so. Se ti recuperi questa live dopo, anche nella sua interezza, è anche un modo di supportare il canale, quindi ti ringrazio proprio a te. Mi rivolgo proprio a te, amico mio bellino. Allora, aspettiamo un pochino di persone che entrano perché c'è un momento di lag. Little Rabbit è il primo che vedo, buonasera, siete già a 8, quindi partiamo con una raffica di mi piace. Gianni Di Franco, Gabriele Bastevole, Matteo Fragnito, Fragnito l'ho letta all'inglese, Fragnito, Michele Miraglino, Roberto Ciambelli, Andy, Ponks, DC è depresso, lo capisco, e parlare il Milan ci fa sentire bene. Oggi sì, buonasera Michele, Matteo. Ragazzi, venite che dobbiamo parlare di un sacco di cose. Io ho la mia. Questo se. No, Raffaele, ho appena cominciato. Va bene. Non lo stavo vedendo il Milan perché stavo. Ciao Elpidio. Raffaele A613, amico mio, se non ti ripeto, non mi fare essere cattivo. Se non mi aggiungi su Telegram o da qualche altra parte, purtroppo ti devo togliere come moderatore perché devo avere un contatto diretto con i moderatori. Cerca di capirmi e io ringrazio per tutto il tuo supporto, mi dai una grossa mano, però devo avere il rapporto con i navigatori. Ecco qua, parte subito con un gol Levitan. Cioè, se il Napoli avesse l'approccio alla gara di Levitan Artemius Blow, come sa da fa, Gutte? Come sa da fa? L'approccio tuo alle live è straordinario. Se il Napoli avesse il tuo approccio alla gara, staremmo a posto, staremmo tranquillissimi. Ho fatto lo screenshot, ma non lo vedo. Eccolo qua. Boom. Si comincia subito così. Quanto si bella. Buonasera, per riprenderti dalla brutta prestazione del Napoli. Amico mio, così mi riprendo già alla grande. E ti metto subito qua. Allora, tutto bene. Non hai letto, è a 66, mi devi rispondere perché poi stavo andando live e quindi così. Allora, Brewer, buonasera Marat, benvenuti, buonasera a Stanz. Ragazzi, sta laggando, perché sta laggando? Madonna mia, perché sta laggando? Io non ho fatto niente di male. Però sentite bene il microfono, eh? Il microfono sì, il video no. E non si sa perché. Fatemi aggiustare. Sarà una questione di Nightbot, non lo so. Fatemi aggiustare. Forse ho capito, forse ho capito. Adesso aggiusto, ragazzi. Abbiate pazienza, un secondo di pazienza. Ci stanno troppe cose aperte, probabilmente. Sarà una vedi, sì, lo vedo. Allora, ci siamo. Allora, abbiate un attimo di pazienza, ma adesso si aggiusta sicuramente tutto. Perché ho chiuso le cose che dovevo chiudere. Analizzeremo un po' le parole di Gattuso e vedremo un pochino. Allora, ragazzi, secondo me c'è da dire una cosa molto semplice per cominciare. Questo lo dico anche per quelli che poi vedranno il video dopo. Faccio un mini commento iniziale alla partita. Il Napoli l'ha approcciata malissimo. Cioè, noi sapevamo di dover affrontare una squadra che si difende in 5, 5-3, addirittura 5-4-1, visto che insomma c'era Menalo dietro a Kulenovic che conoscevamo perché l'avevamo approfondito. Voi se vi guardate i miei video vuol dire che già sapevate cosa aspettarvi. Questa è la cosa bella. Oltretutto, se non avete visto il video di reazione, andate un attimo a vedere il video di reazione e poi tornate, perché tanto qua stiamo. Adesso bene, ok. Dopodiché, che cosa è successo? Che l'approccio, secondo me c'è stato questo, l'approccio alla gara con una squadra che si veniva a difendere. Allora c'è stato quella cosa anche un po' presuntuosa a dire noi dobbiamo attaccare come i dannati perché questi qua
si difendono, stanno tutti dietro la palla, se non creiamo superiorità numerica non siamo pericolosi, no? Anche con troppi cambi, allora c'è stata quella cosa, non c'è Fabian, non c'è Bakayoko, i due centrocampisti, secondo me c'è stato un po' di presunzione generale e non hanno fatto le preventive. Perché le preventive? Perché Gattuso lo dice, la prima cosa che dice tu sei stato imbarazzante perché i due centrocampisti non hanno fatto mai uno scappamento, non sono mai scappati all'indietro. Non hai fatto le preventive. I terzini tutti e due alti. Abbiamo lasciato Koulibaly e Maxim. Hanno fatto quello che volevano. Quello che volevano. Nel primo tempo, se stavamo 2-0, l'ha detto Gattuso, non è manco commento mio. Se stavamo 2-0 non ci avevano rubato niente. Ma niente, niente, niente. E li abbiamo resi fortissimi. Mio padre che mi manda il messaggio, ma creo, Bayern di Monaco, Real Madrid, ma com'è possibile? E non è possibile. Mario parte con la colpa di Mario Rui. Mario Rui ha fatto una partita pessima. Se tu vedi, faccio un'anteprima. Nella pagella Mario Rui c'ha 5, ma poi ci arriveremo. Pessima perché? Perché l'ho visto fermo sulle gambe. Ripeto, sempre quando io faccio i giudizi, ragazzi, il giudizio non è mai definitivo del calciatore, è il giudizio sulla prestazione. Oggi Mario Rui non era bello, sapete quella cosa che dico sempre io, no? Bello sulle gambe pimpante, prendeva palla, fermo così. Il linguaggio del corpo, fermo col corpo così, aspetta, mo mi giro, mo la do a qualcuno, a fianco non ho, anche il pensare, no? A fianco non ho Bakayoko, non ho Fabian, gliela do a Demme, davanti a me c'è Elmas, non mi convince. Un po' questo, eh? Lo so Fabio, però questa è la cosa importante da stabilire che oggi era proprio fermo sulle gambe e si è notato. Dopodiché io do gran parte della colpa di questo approccio al turnover che, ragazzi, noi abbiamo la doppia squadra, ma non è detto che la puoi cambiare tutta troppo insieme, perché quando vengono a cambiare degli elementi cardine, gli altri giocatori, anche i titolari, non si trovano più perché non sanno come fare. Allora un Bakayoko in questo momento è indispensabile perché ti dà quelle preventive, magari non scende fino e giù. Demme ha fatto un'ottima partita, Demme si prende 7, però la dinamicità insieme all'Obotka che nessuno blocca diventa un problema. Diventa un problema. Questo è il mio piccolo editoriale, dopodiché parleremo del secondo tempo dove le cose sono migliorate, ma fatemi vedere un attimo i vostri messaggi. Allora, siamo già 70, i mi piace sono troppo pochi. Lascia un mi piace così leggo il tuo commento. Allora, Andy dice la partita l'abbiamo rubata con 2 gol imbarazzanti. E in effetti sì, in effetti sì. Il primo gol Dem è bene a inserirsi, almeno questo. E Mertens sugli scudi perché Mertens si prende oggi che gli ho dato un 6 più, esatto, 6 più perché ha capito che sotto punta non era proprio efficacissimo perché era troppo chiuso, l'abbiamo visto molto spesso, adesso ve lo faccio vedere molto bene, molto spesso allargarsi in questa zona qua, sia nel primo che nel secondo tempo, perché Elmas veniva molto dentro. Diciamo Mario Rui qua, succedeva un po' questo, no? Demme un po' dappertutto, il dinamismo di Demme, il dinamismo di Demme ci ha salvato oggi. E siamo arrivati che il gol è arrivato così, con Demme che ha concluso l'azione sul passaggio di Mertens qua, e per fortuna, altrimenti ci saremmo veramente sentiti male, perché le cose non stavano andando bene già nel primo tempo, anche sull'1-1 non ci siamo piaciuti, non abbiamo visto, Elmas non ha fatto una buona partita, arriviamo direttamente alle pagelle, ma poi piano piano le sviluppiamo. Fatemi leggere anche un attimino i vostri commenti. Allora, se lascio mi piace sono amico bellino, sì Ponks, siete tutti bellini se lasciate il mi piace, perché è un modo di supportare. No Marco, abbiamo cominciato da poco, ho fatto un mini editoriale, ma poi i commenti usciranno durante la cosa. Mm.
Ho intravisto un Lobotka 5, non più di 4. E Levitan, sono anche d'accordo con te. Gli do 5 giusto perché... Perché è uscito qua? Non ho capito. No, non mi trovo un attimo con una cosa. Aspetta. Devo fare una cosa. Ecco qua, sì, è meglio. Perché poi non si vede Meret, ma io devo dare soddisfazione a Levitan. Che significa? Che significa sto fatto? Sta là Meret. Mi metto un attimo più piccolo, amico bellino, perché Meret per me si piglia 7. Le due o tre parate che ha fatto ci ha salvato anche la situazione, perché questi nel primo tempo potevano fare qualsiasi cosa. Vale questa vittoria però oltre ai 3 punti in classifica, Coppa UEFA, importante? Sì, però per quanto riguarda Pablox, per quanto riguarda la classifica, ci ritroviamo di fronte, guarda un po', di nuovo a uno di quei gironi alla Napoli dove praticamente siamo tutti a 6 punti. C'è il Rijeka che fa il cuscinetto a 0, no? E tutte quante l'Alkmaar più 3 di differenza reti, perché ne ha fatti 4 a Rijeka. Il Napoli più 1 differenza reti, il Real Sociedad più 1 differenza reti. Quindi adesso anche i gol saranno importanti probabilmente e dobbiamo sperare che il gol fatto là con Real Sociedad ci possa dare una mano. Allora, Meret sempre meglio, Ramani, qualcuno chiede Ramani, ma ragazzi, sì, ma alla fine io ho dato un 5 generale, vedete la difesa? Ho dato un 5 generale, ma non perché Maksimovic abbia giocato male specialmente, ma in generale tutti hanno avuto un approccio sbagliato. Però dovete essere onesti, se siete onesti lasciate un mi piace, nel senso che ve l'avevo detto che Koulibaly doveva farsi una giornata di riposo? Ve l'avevo detto o no? Allora, io non dico fai riposare Koulibaly perché per sfizio, perché Koulibaly in queste partite potrebbe riposare anche perché uno dei problemi di Koulibaly troppo spesso è la presunzione. Allora, quando sei presuntuoso, anche Kulenovic ti supera in velocità. Anche quell'altro Sterling, che non esiste proprio, che guadagna un dodicesimo di quello che guadagni tu, ma quando mai di meno? Ti fa. Tu, se non sei tosto, ti fanno. Ti fanno tutti quanti. È così. Secondo me Maksimovic da 6 o più ha fatto una partita senza errori, poi non me la ricordo bene. Easy Toast. Non ricordo anche io gravi errori di Maksimovic. Ho dato il giudizio generale alla difesa per il primo tempo. Anche, insomma, tra Di Lorenzo e Mario Rui. Di Lorenzo ha fatto leggermente meglio di Mario Rui. Ha aggiustato alcune situazioni, qualche contrasto l'ha fatto. Ha anche rischiato su un intervento dove stava facendo un altro rigore. Comunque, un pochino meglio di Mario Rui. Però in generale tutta la difesa si prende 5 perché non mi è piaciuto proprio l'approccio e abbiamo lasciato veramente tanti, al di là del fatto che probabilmente il maggiore responsabile è sono anche tutti e due. Non voglio dare tutto a Lobotka ma anche a Demme, perché se non fai la preventiva ti entrano come il burro. Però avete visto Kulenovic che ha superato Di Lorenzo, Lobotka, poi aveva superato pure Koulibaly 2 volte. Dai, chi era? Cristiano Ronaldo, ma pareva Cruyff. Ecco Giancarlo, cioè ragazzi, veramente, veramente. Poi ovviamente Demme si piglia un voto più alto perché fa l'inserimento giusto, segna e ci aggiusta un primo tempo inguardabile. E poi anche nel secondo sempre bello dinamico, veloce nello smistare il pallone. A me Demme piace. Demme può entrare nelle rotazioni come primo quando Fabian non ce la fa, quando Bakayoko deve tirare il fiato. Questi tre sono quelli là così. Dopodiché comincerei a vedere uno Zielinski o un Elmas in quella zona là, perché Lobotka non mi sta piacendo e non è detto che tutti i giocatori sono in grado di fare questo 2-3-1 qua. Bisogna dirlo, mica dobbiamo difenderli per forza tutti quanti a spada tratta. Così. Male stasera, dice Gennaro Laperuta, stavamo buscando una squadretta da 20.000 followers. Ora, al di là dei followers, mi sembra chiaro che
voglio dire, era una squadra che non doveva impensierirci così come lo ha fatto, quindi male, male, male. Achilla Trotta, scusami, ti vorrei chiedere se questo Napoli in difesa ultimamente sta un po' deludendo, secondo te per mancanza di turnover, per favore rispondimi. Il turnover per me è stato esagerato, non per mancanza di turnover. Il turnover lo puoi fare, ma non così esteso, per esempio, a centrocampo, perché se li cambi tutti e due è una zona talmente nevralgica, talmente importante che poi anche se lasci la difesa titolare, questa è la difesa quasi praticamente titolare, andiamo in difficoltà. E allora uno per reparto, questa è la mia idea. Un uno per reparto. Stai togliendo Fabian, metti Demme. O anche Lobot, ma uno solo per reparto. Togli Manolas, metti Maksimovic, va bene. Stai togliendo Insigne, metti Evans, va bene. Ma se ne cambi già tre, secondo me andiamo in difficoltà perché quelli là vicino, se non approcciano bene, ragazzi, andiamo veramente in difficoltà, eh? Ma veramente in difficoltà. Francesco e poi Maksimovic merita di più. Sì, sono d'accordo, però ti ripeto, ho dato un voto complessivo alla difesa del primo tempo, veramente tremenda. Ciao Bepi. Non credi che oggi Mentor si sia speso troppo il campionato? Vincenzo, sono d'accordo, però Mertens bene, e infatti si piglia 6 più oggi perché ha capito, sta capendo bene o male quello che deve fare su questo, perché quando al centro è troppo intruppato, almeno un pochino sulla sinistra, anche sfruttando il fatto che Elmas entrava molto. Sono d'accordo, infatti non ero convinto sull'ingresso di Zielinski è stato tolto Petagna perché secondo me Gattuso aveva paura, aveva paura, magari voleva fare il secondo gol e Mertens comunque stava bene in palla, in partita. Però abbiamo recuperato secondo me uno Zielinski ed un Elmas che possono magari Insigne è recuperato, quindi al ritorno, insomma, sarà al ritorno, scusatemi, col Bologna potrà tornare Insigne, vediamo se Mertens ne può fare due consecutive, possiamo far riposare Politano, magari rimetti Lozano e ritorna Osimhen, quindi vediamo un pochino. Koulibaly sovraccaricato da Mario Rui che attaccava senza mai tornare pensando di essere un esterno e poi perdeva la palla e mi giravano le palle. Lobotka pure in quel lato, sì, sì, ma quello non è nemmeno la lentezza, Gabriel, è proprio l'attitudine secondo me, è il tipo di giocatore che non si mette davanti. Buonasera di serio Luca. Zielo nei pochi minuti in cui ha giocato mi è piaciuto da trequartista. Ok, allora sì, visto che stiamo già nel secondo tempo, in qualche modo, mettiamo direttamente come si dice, le sostituzioni. Quindi praticamente Insigne entrato al posto di Elmas, per me gli possiamo dare un 6, anche un 6 e mezzo, ragazzi, e vi spiego poi il perché. Ma perché è di un'importanza che voi ve ne rende conto. Fabian, per me si può pigliare 6. Non ha fatto cose incredibili, ma ha fatto meglio sicuramente. Il buon Mario Rui se ne va un po' a fare la panchina, diciamo, e Gulam io il 7 glielo do e vi spiego anche il perché. Zielinski per Petagna, quindi succede questo, che Zielinski entra al posto di Petagna e il 6,5 se lo guadagna, tornando un po' più indietro con Mertens punta, anche se poi alla fine abbiamo giocato così in difesa. Ok? Dopodiché Lozano per Politano non ha cambiato molto, lo mettiamo giusto per completezza, per me senza voto. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate del secondo tempo. Ragazzi, Insigne, voi potete dire quello che volete, ma quando c'è Insigne qua, gioca meglio Gulam, gioca meglio Demme, gioca meglio Fabian, gioca meglio Koulibaly, giocano meglio tutti, ragazzi, perché l'avete visti gli scambi qua che sono successi? Quando c'era Insigne in campo, Gulam arrivava fino in fondo, Insigne e Mertens 1-2 e arriva Zielinski al tiro, sembrava un'azione quasi del Napoli di Sarri qua.
Maledizione, maledizione. Poi Gulam si prende il 7 perché, a parte, ho rivisto un attimo le azioni del Napoli, ho rivisto un dominio totale, ho rivisto uno strapotere fisico arrivare fino in fondo, ma poi, secondo me, diventiamo più importanti anche sui calci piazzati, sui calcio d'angolo, almeno li vedo più in apprensione gli avversari. Non lo so, non lo so, ditemi cosa ne pensate, vai, vi leggo i messaggi. Gulam anche con una gamba. Sono d'accordo. Deve tornare a giocare. Walter, lo so. Matteo, lo so. Napoli-Napoli. Ci vuole il 3-4-3 con Ramani, Maximovic, Koulibaly a difesa. Napoli-Napoli. Tutto può funzionare, ma il problema non è. Ma Ramani, Maximovic. Cioè, poi che perdi tutti. Perdi tutto l'assetto qua dei centrocampisti. Lozano ha fatto uno scatto in difesa e arriva al posto di Lorenzo è top. Quindi tu gli dai un 6. Insigne il capitano e si vede, la squadra si fida di più. Dice Brewer, chiunque ha giocato a pallone lo sa che il capitano fa la differenza. Purtroppo è così. Vincenzo Saet, secondo te dobbiamo cambiare il modulo? No, secondo me è presto. No, ragazzi, il modulo non è un problema. Il problema sta nella testa di questi qua che approcciano male le gare. Perché quando poi finisce il primo tempo, Gattuso li prende per le orecchie, li sbatte in faccia al muro e poi dopo giocano meglio. Legend Donato ha vinto o ha perso? Il Napoli ha vinto, ma noi su questo canale non ci facciamo influenzare dal risultato mai e facciamo l'analisi sulle cose che vanno bene e che non vanno bene a prescindere. Il Milan è finita? Amore, il Milan ha preso 3 pere. È importante questa cosa qua perché si stavano un po' allargando. Ora al di là, probabilmente non ci sarà problema nel girone, mentre la Roma è andata sul velluto. Il Milan nel girone si ritrova comunque prima. No, il Lille li raggiunge, giusto? Fatemi vedere, non voglio dire stupidaggini in live, mai. Due partite, forse non ha ancora aggiornato. Vabbè, insomma, ne hanno presi 3, tripletta. È colpa di Mario Rui se ha perso, se ha perso il Milan, anche che può essere. Marat, che succede? Mi sono perso qualche messaggio? Vale, ma quando glielo dice Gattuso allo Botka che deve giocare più in profondità invece di fare solo sponde, Angela, anche oggi la profondità non c'era, bisogna dire, perché loro giocavano molto bassi, quindi era complicato fare passaggi in profondità. Doveva venirsi a prendere. Oggi c'era il rischio. C'era il rischio forte che Petagna e Mertens si pestassero i piedi. Ne abbiamo parlato con certi amici in pre-partita. Perché Petagna fa quel movimento là. Fate conto che Zielinski è ancora Petagna, no? Se Petagna di suo fa il movimento a venire, c'è anche Mertens qua. Allora Mertens è stato bravo a capire di doversi allargare ogni tanto e Petagna poteva fare questo movimento. L'idea poteva essere perfetta se Petagna si veniva a prendere il pallone, la sponda e Mertens entrava dentro, però non c'hanno, con 5 più una linea di 5 difensori più altri 4 centrocampisti stretti, belli compatti che hanno fatto, poi dopo sono ripartiti come il fulmine con il vento. Però rumori. Sentite i rumori? Questo è un rumore? Ho capito che rumore è. Questo è il rumore della televisione che mi manda un allarme come se ci fosse qualcosa. Perché è un allarme che in America stanno facendo. Nel caso succede qualcosa, la televisione tipo cellulare ti manda l'allerta. E i rumori. Ti è piaciuto Pregnana? Pregnana immagino Petagna. Per me Petagna un 6 meno. Si è battuto. Un paio di volte l'ho visto un po' pesante nell'arrivare all'impatto col pallone. Mi sembrava era un paio di volte di testa non ci è arrivato. Anche sul gol che propizia Politano, sull'autogol del loro, mi sembra assurdo come Petagna non sia riuscito a impettare il pallone. Però Fabio, non lo so, no, sono rimasto indietro sotto quel punto di vista, adesso si parla solo di calcio. Amore, ma perché in Europa League ho sempre l'impressione di giocare contro il Dnipro? Gianfranco, è così.
L'Europa è infame e il Napoli deve crescere di mentalità. L'ha detto Gattuso, non lo dico io. Chris46 vuole mettere fuori Lozano. Non capisco perché oggi prendersela con Lozano che non era nemmeno in campo in questo primo tempo assolutamente inguardabile. Le parole di Gattuso, ragazzi, sono queste: meritavamo di stare sotto di 2 gol nel primo tempo. A tratti imbarazzante, nessuna preventiva. Abbiamo giocato con improvvisazione, atteggiamento sbagliato, centrocampisti che non scappavano, come vi ho detto. Secondo tempo abbiamo fatto bene le preventive, serve la continuità, oggi troppa fatica e da rivedere la mentalità. Ok? Perché? Perché il Napoli ne fa una bene e una male, una bene e una male. Poi veramente il risultato non ci deve far influenzare. Però con il Sassuolo meglio di oggi, anche se abbiamo perso, bisogna dirlo, perché il Napoli ha creato molto, il Napoli ha cercato di scardinare la difesa bassissima del Sassuolo, che era una cosa nuova, quindi bisognava capirlo in campo cosa fare, e se Osimhen e Mertens non si mangiano chi li lui gol, non lo so. Ferrari, scusami, che hai scritto, ripetimelo. L'altro difensore Ramani, quando lo inserisce Carmela, non mi interessa proprio di Ramani, perché non è Ramani che ci cambia la mentalità della squadra. Ramani deve essere inserito quando ci stanno delle defezioni, va bene. Per me oggi potevano giocare Maximovic Manolas, poteva giocare Maximovic Ramani, io avrei fatto riposare Koulibaly, perché poi non si può prendere mai una pausa. Questo è il problema. Ah, ecco il telecronista è vero, Fabio, l'ho notato questa cosa. Una cosa incredibile. Io avrei tolto Insigne dopo 2 minuti che era entrato per preservarlo. Vabbè, ma lasciamo proprio perdere. Non sono d'accordo con il Sassuolo, non abbiamo giocato bene. Loro in fase di costruzione molto meglio. Loro in fase di costruzione molto meglio, Antonio? Sì. Ma che noi non abbiamo giocato bene, non sono d'accordo. Sono più incazzato del primo tempo di oggi, dove non siamo stati bravi in attacco perché non abbiamo creato molto. Abbiamo creato un po' fuffosi, e poi in difesa il burro. Mentre il Sassuolo ci ha creato un'occasione con Bocà, parata da Ospina, poi abbiamo controllati abbastanza. Il turnover non è andato a buon fine, sono d'accordo, Raffaela. Ciao amico Castaldi. Forza Napoli sempre, ragazzi. Se stiamo qui a parlare di Ramani teniamo un grosso problema. Sì, non lo capisco sto fatto di Ramani, non mi appassiona. Elsime, buonasera, ho visto la sintesi e mi è stata sufficiente. Sempre più voglia di Bob De Zerbi. Io non voglio giudicare troppo Gattuso, perché Gattuso mi fa impazzire in conferenza. Se quello che esprime in conferenza i giocatori lo recepiscono, allora il Napoli può crescere. Se non lo recepiscono, non andiamo da nessuna parte, e a quel punto devi fare un cambio. La verità è che Napoli ha vinto ma non convinto. Gabriel, è così. Ramani dove far riposare Koulibaly. Ma lui o Manolas? Per me va bene. Per me va bene. È solo il fatto che non è quello il problema. Io l'avrei fatto riposare perché Koulibaly, anche lui, protagonista di un primo tempo abbastanza scandalosetto. Con Osimhen sarebbe cambiato qualcosa? Sì, sicuramente, perché Osimhen ti dà una soluzione diversa e gioca in maniera molto diversa da Petagna, quindi sarebbe stata una fase di sviluppo diversa, ma dobbiamo essere pronti anche a giocare senza. Non è che... Ramani è il 4, vi ricordate quando ha giocato Lusetto da 4? Non ci deve condizionare il nome. Non ho capito, Salvatore, cosa intendi. Di Lorenzo mi sembra un po' stanco. Gabriel, io l'ho visto non solo stanco, l'ho visto appesantito. Cioè, lo botka grosso, lo vediamo grosso, te una panza che tengi. Ma al di là di questo, ho visto anche Di Lorenzo molto appesantito, veramente molto appesantito. E insomma, Capitan Spina, col Bologna ho paura della siringa. Col Bologna ho paura di tutto, mica della siringa. Il Bologna gioca bene. Bologna c'ha giocatori veloci. Osimhen da sfruttare a partita in corso, non dall'inizio, può essere una buona soluzione. Carmela, butto anche...
appunto proprio per far riposare Kalidou. Sì, ma va bene che sia Ramani. Più che altro non mi appassiona il fatto perché non gioca Ramani. Perché mi interessa poco. A me mi interessa più perché non gioca Gulam. Perché Gulam ti cambia il volto della squadra in fase di impostazioni. Ramani non te lo cambia il volto della squadra. Ramani deve fare il suo lavoro, appoggi semplici, eccetera, eccetera. È Gulam che mi devono spiegare e nessuno gliela fa la domanda. Nessuno gliela fa la domanda. Ma Gulam che cazzo tiene? Avete sbagliato l'operazione, non ce la fa a fare 90 minuti. È un fatto di, come si dice, di contratto. L'avete già venduto. Questo non lo so, veramente non lo so. I rumori. Ah. Ogni volta che agli avversari manca qualcuno abbiamo perso. Mihailovic sto fatto l'ha usato come pretattica. Ah, interessante. Allora, Ramani quando lo vedremo ne parleremo, tanto dovrà superare le gerarchie. Siamo d'accordo, Marat. Il Napoli dopo la Z ha cambiato. Buonasera. Sergio, Valerio, come stai? Felice che ci sia il mio comando. Ancora grazie, un abbraccio, no problem. Speriamo sia tornato Gulam, in questi minuti fanno ben sperare. Però se sei 90 minuti, se ne fa 3, sono pochi. Hai letto che il Napoli aveva nel mirino Barro quando giocava nell'Atalanta, contro di noi fa sempre il fenomeno. Barro per me è un fenomeno. Barro è un giocatore che quando l'ho visto prima punto o esterno col Bologna ha sempre fatto i posti a terra. Veramente ha sempre fatto i posti a terra. Con chi parti col Bologna e con quale formazione? Mi sembra che nessuno sia pronto e nessun sistema efficace e convincente. Sì, ma io non possiamo pensare che non funzioni niente. Perché anche il 4-3-3, se andiamo a rivedere la partita col Parma, ci siamo lamentati del 4-3-3 perché non eravamo efficaci. Poi entra Osimhen, ci mettiamo 4-2-3-1 e cambia la partita. Veramente non credo sia un problema di modulo, ma un problema di interpreti. Se gli 11 che entrano in campo sono tutti al 100%, mentalmente specialmente, più che fisicamente, perché Napoli chiude in crescendo, quindi vuol dire che fisicamente ci stiamo. Mentalmente Koulibaly non può farsi superare in quella maniera da Kulenovic. Dai. Allora, mentalmente serve uno psicologo, non serve cambiare allenatore, serve prendere uno psicologo e capire chi sta a scarico. Mario Rui era a scarico, ragazzi, era a scarico. Allora, o forse il troppo cambiamento continuo del turnover, che non è nemmeno esagerato da quanto vedo dalla formazione, però forse il cambiamento continuo non li fa sentire sicuri. Alcuni si devono sentire sicuri, altri si devono sentire sulle spine. Noi facciamo tutta una serie di ipotesi, ma finché è psicologico non ne sapremo mai. Ah, siamo quasi a 100 mi piace, bravi, almeno io mi piace. Ma secondo te la formazione titolare con il Bologna metterei Meret, KO. È probabile che giochi Meret col Bologna, è probabile che insista con Meret. Daniele Calabrese sì, l'aspetto psicologico lo deve leggere l'allenatore, sì, sono d'accordo. Lobotka vuole il rinnovo, 2 milioni e Casatielli. Francesco Esposito, ma perché è così, ragazzi? Anche lo stato di forma non è da sottovalutare. Gli altri mi sembrano bene. Petagna quello è il fisico, ma quello di Lobotka è un po' come il mio. E non può essere perché io non sono un atleta. Dai. Formazione Napoli contro Bologna, Ospina, K2, Manolas, Di Lorenzo, Yusai, Fabian Zielinski. Ah, tu metti Fabian Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens e Osimhen. Ci sta. Solo che ho paura delle preventive, quindi io credo che Bakayoko giocherà. Politano per me deve essere titolare assoluto. Politano è quello che sta giocando meglio, secondo me. Anche oggi, nel marasma generale, non mi è dispiaciuto. E il secondo gol arriva su lui che mette pressione arriva dove Petagna non è arrivato e mette pressione e fa fare l'autogol all'avversario, Non sono scarichi secondo me, ma sono troppo superficiali. Anche K2 ha fatto... L'errore di sufficienza C, Francesco, ce l'ha di suo. Ce l'ha proprio di suo. Perché nessun giornalista degno di essere chiamato tale non fa una domanda su questo cazzo di Gulam? Anto,
È un mistero. O gliel'hanno detto in separata sede e quindi nessun giornalista, cioè, dice non fate la domanda su Gulam, altrimenti non vi facciamo entrare più. Mi devo spiegare così, perché altrimenti veramente non saprei il perché è un mistero. Al mio 3... Ah, vogliamo fare un falso... sì, sì, ragazzi, siamo un po' insoddisfatti e dobbiamo sfogare, dobbiamo fare analisi, però preparate i vostri cellulari, preparate la vostra tastiera, c'è un comando che il bot può fare impazzire la chat, visto che stiamo a 100 mi piace, lo possiamo fare. Voi vi preparate, poi vi dico io via, però voi vi preparate e lo facciamo tutti quanti insieme. Ieri l'altra live è venuta benissimo. Voi scrivete punto esclamativo Forza Napoli, tutto minuscolo, tutto attaccato, punto esclamativo attaccato Forza Napoli, tutto attaccato e aspettate il mio via. Creiamo un attimo di silenzio, perché così quando poi lo faremo il bot impazzisce e saltano i server. Saltano i server, un attimo solo. State scrivendo, lo so che state scrivendo, benissimo. Benissimo, io nel frattempo bevo, come dice Crozza quando fa De Luca, bevo. Napoli, devi aspettare. Non vale. Siamo pronti, 3, 2, 1, via. E via, l'ho detto con la voce di Tommaso Bianco di quando 32 dicembre faceva la famosa la mezz'ora. E chi capisce questa citazione ha tutto il mio rispetto e tutta la mia stima. Via! Eccolo là, guarda là, guarda. Vedi che il bot non ce la fa. Non riesce a inserirsi. Ecco il primo, sempre. Ecco il primo. Ah, siete belli. Sì. Anche questa volta ha funzionato molto bene. Molto bene. Smettiamola con i commenti su Gulam e smettiamola con Uzala. Ha detto cose chiarissime, schiaffiamocelo in testa. Il problema è di reparto, vorrei dei commenti complessivi. Elpidio. Gulam resta per me un mistero che andrebbe chiarito. Su Gattuso invece io non sono d'accordo a prendermela con lui, perché finché Gattuso va in conferenza stampa e dice le cose come stanno, cioè dice le nostre impressioni, le mie, le vostre, ovviamente noi siamo gente, quanti ne siamo? Siamo 134 in questo momento, mettete il mi piace. Io ho la presunzione di dire che tutti voi che mi state seguendo ne capite di calcio, perché veramente fate commenti sempre pertinenti, eccetera, eccetera. La leggiamo bene la partita, si è capito. Allora, quando Gattuso dice le stesse cose che abbiamo pensato noi durante la partita, per me mi va bene, perché una soluzione lui la può trovare, se se ne parla. Se invece Gattuso dice, però, non lo so, abbiamo vinto, non vi lamentate. Invece no, mi va bene che dica... Primo tempo imbarazzante, sembrava che stavamo improvvisando perché abbiamo visto l'improvvisazione. Dopodiché, nel secondo tempo avrà detto qualcosa, aggiungo, inserisce Insigne, inserisce... Chi è entrato insieme ad Insigne? Perché c'è stato il doppio cambio con Fabiano, giusto? Ha tolto Elmas e Lobotka. Il Napoli segna dopo 2 minuti, non per causa loro, ma anche grazie a loro. Perché? Perché Insigne la squadra gira meglio intorno a lui sa dove mettersi, ha fatto dei recuperi difensivi anche a terzino destro, anche a terzino destro. Non scherziamo con Insigne, l'importanza che ha sta diventando sempre più grande, stiamo diventando quasi dipendenti da Insigne, credetemi. Allora, Vale deluso, ma perché cacchio si è vinti giocando bruttissimo primo tempo, ma al secondo tempo ho visto una Mariano, ma benissimo, e infatti noi dobbiamo ripartire dalla reazione, però regalare un primo tempo come abbiamo fatto oggi con il Rijeka ci è andata bene che non ce ne hanno fatti 2 o 3. Quando incontri una squadra come il Bologna te ne fa 3 nel primo tempo se giochiamo in quel modo, se non siamo efficaci in attacco e se non copriamo bene, se non annusiamo il pericolo. Se non abbiamo il veleno. Oggi Mario Rui non aveva il veleno. Questo è. Ed Elmas anche, visto che stiamo parlando di Insigne, Elmas non ha fatto il lavoro che fa Insigne, non ha dato a Mario Rui delle buone linee di passaggio, non ha fatto dei movimenti
che hanno aiutato lo sviluppo dell'azione. Che veramente dobbiamo essere onesti nell'analisi, eh? Allora, bravo quello che dicevo da inizio stagione. Fabio Virgilio, Lorenzigno è fondamentale, aiuto mostruoso nella costruzione, l'uomo a cui dare la palla sotto pressing. Eppure quello, hai capito? Se questi non hanno fatto un pressing esagerato, però quando non hai un'idea, la dai ad Insigne. Elmas per me va provato trequartista. Brewer, sono d'accordo. Un po' di veleno per Dobot, Gadev Levitan, quello è grande. Elmas al posto di Mertens, sì. E Zielinski al posto di Fabian. Ascoltatemi bene. Al momento Insigne, Lozano non fa il lavoro che fa Insigne, però per me Lozano deve essere il primo sostituto o di Insigne o di Politano. Non è Elmas che riesce a fare ancora tutto il lavoraccio che fa Insigne, non lo fa. Quindi può essere comunque in ritardo di condizione, si è allenato poco, non è un giudizio definitivo sul giocatore. Rivediamolo sotto punta, credetemi. E Zielinski invece, che comunque sotto punta è stato efficace, oggi mi piace, si possono alternare i due, ma Zielinski lo vedo più come vice Fabian invece di mettere Lobotka. Lobotka magari a gennaio lo facciamo, lo mandiamo da qualche parte a dimagrire, perché a Napoli si mangia buono. Ok? L'ho detto, ho detto una cosa tranciante su Lobotka. E credetemi, tecnicamente a me piace anche, perché si gira bene, si gira su se stesso, il lancio è anche importante. Solo che se il lancio non te lo permettono di fare, perché la profondità non te l'hanno data, Lobotka diventa un giocatore inutile. Ascoltatemi, ascoltatemi. No, è così, perché se non ti danno la profondità, Lobotka fa il lavoro di Demme, il passaggio in laterale, una volta a Mario Rui, una volta lo dai a Di Lorenzo e una volta torni indietro. Probabilmente, esatto Fabio, meglio nel 4-3-3 dove viene a prendersi la palla tra i due centrali. Napoli, calma, 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 no, così non va bene, così i moderatori ti devono fermare se fai il copy and call, devo mettere la chat lenta, così non va bene. Per me Lozano deve essere un titolare, non nego che Politano mi piace molto e sta in forma, ma in generale Lozano è più forte qualitativamente. Vince, qualitativamente non lo so, Politano qualità ne ha e sta facendo un po' il lavoro che non ha potuto fare Insigne. Però nel momento in cui Lozano c'ha più il gol, Lozano punta alla porta, Lozano se sta in forma ha più il dribbling e lo ritroveremo utile. Però in questo momento a livello di forma generale Insigne e Politano sono imprescindibili. A destra Lozano meglio che a sinistra, sono d'accordo. Buttate fuori, no, buttate fuori no, una sospensione così capisce di non... Io non ho messo delle regole ragazzi, però giustamente copia e incolla col maiuscolo vado in difficoltà. Allora, Politano deve giocare, ora come ora una certezza, Insigne la nostra 124 spy. Ah, vedi, ha capito. Tu poi ti chiami Bianco, Gianfranco, mamma mia, applausi a Gianfranco. Applausi a Gianfranco. Lozano è più un giocatore europeo, nel senso che può avere più efficacia nelle partite europee dove gli avversari, sono d'accordo, dove gli avversari fanno meno difesa preventiva, però in questo caso non ce n'era possibilità, perché questi sono venuti a difendersi e così. Elmas fuori ruolo, Evelyn, anche se Elmas lo ha fatto contro l'Inter, lo ha fatto molto bene, però era il 4-3-3, non era il 4-2-3-1, leggermente diverso. Lozano può fare il Berardi. Secondo me quello che ci manca oggi, si è visto poco nel secondo tempo, è la mentalità e la grinta di Mertens. Nel secondo tempo però si è vista, oggi. Comunque, scusatemi, farò dei ruttini perché c'era della anidride carbonica. Mertens, da quando abbiamo preso il gol, mi è sembrato che si è preso un attimo poco, ha la squadra sulle spalle, ho visto che richiamava i compagni e ha provato a dare di più. Il Napoli contro il Bologna deve mettere Osimhen, deve puntare Danilo che è lento. Raffaela, ci sta. Raffaela.
No, Raffaella, diceva pure Gennaro Dauria. Chi è altro? Chi è fan di Gennaro Dauria? Avanti, facciamo, che io lo ascoltavo 24 ore su 24. Cosa ne pensi di Lozano punta? No, no, mai, mai, mai. Lozano punta mai più. Perché se lo fa, se gli toglie la profondità a Osimhen comunque il suo lavoro, fa botte con i difensori. Lozano sparisce se lo metti prima punta, non mi convince. Valerio, si sono imparati tutti chiusi, ma infatti speriamo che il Bologna, sicuramente il Bologna si guarderà questa partita dall'inizio alla fine e cercheranno di fare la stessa cosa preventiva, solo che loro hanno più qualità quando ripartono e quindi Barro, Palacio, Soriano, ci fanno affettine, ci fanno affettine. Ho veramente una paura fottuta del Bologna oggi. Tutte le linee sono libere, tutte le linee sono libere, mamma mia. Farò una live dedicata a Gennaro Dauria, ragazzi, dove faremo solo citazioni di Gennaro Dauria, una continuazione a partire dalle pelli di Montuoro fino ai radioracconti. È una roba che... una passione grande quanto la musica, quanto il Napoli, veramente. Antonio chi è? Mihailovic già sta con l'Iveco, lo so, Francesco, infatti ne vedremo delle brutte. Lozano in vendita, 18 milioni più bonus, Chris, non vorrei arrivare a quello, l'abbiamo pagato 40, se ce ne danno 40 si può anche fare. Allora, ma Di Lorenzo che ne pensi? Sono 2 giornate che non mi convince. Di Lorenzo l'ho visto appesantito anche oggi, in diminuendo, non in crescendo. L'ho visto che anche lui un po' di riposo non potrebbe essere... Secondo me ci sta un problema di non avendo stabilito bene chi sono i titolari e facendo questo turnover ogni 2 giorni, perché il Napoli deve giocare di giovedì, poi deve giocare subito di domenica da un bel po'. Allora ci sono stati tutti questi cambi così e nessuno sta in una forma straordinaria, però poi se li devi far riposare tutti quanti insieme, ricordiamo che doveva riposare Mertens e Fabian, poi adesso deve riposare Di Lorenzo, ho chiesto il riposo di Koulibaly. Secondo me botta arriva questa pausa nazionali, che magari, sperando che non partano però. Valerio, lanciamo un sondaggio in chat, potrebbe essere per chi vorresti ruolo per ruolo e facciamo la formazione della chat. Bella idea, A613. Tu sei un grande moderatore, però devi aggiungermi, poi dopo ne parliamo in privato. Allora, Malqui che fine ha fatto? Ottima domanda, però partiamo da questa cosa qua. Andrò a occhio, a porta, Napoli-Napoli, ciao. Non scrivere in maiuscolo, non fare i copia-gol. Allora, prima di tutto in porta, volete, per il Bologna, non in generale, ci butto. Mi distraggo. In porta, scrivete, Meretto o Ospina. Vai. Io poi faccio una media. Scambio Bogala Lozano subito lo farei. Allora, Meret, Ospina, Meret, Ospina, Meret, Ospina, cioè ci sono più Meret che Ospina, Meret, Ospina, Meret, Ospina, e tu sei di Mondoro su Merera, Van Belli, Pel. Ospina, ci vuole esperienza, Ospina, Meret, entrambi, Ospina. Ospina sta recuperando, Meret, Ospina, Meret, Ospina, Meret. Credo che a occhio e croce un po' più Meret che Ospina, Ultras curva A, Meret, Gianello, Peppino, Giuseppe, tutto a posto. Succo di fagioli. Allora, Bandieri, eccetera, eccetera. Insomma, credo che Meret sia stata la soluzione, quindi lo lasciamo. E nella cosa qua mettiamo Ospina come suo sostituto. Stiamo facendo la formazione per Bologna, ok? Passiamo subito al terzino destro, ragazzi. Terzino destro, Di Lorenzo, Yusai, Malqui. Di Lorenzo, Yusai, Malqui, queste sono le scelte.
Claudio, calma, non è il momento. Di Lorenzo, Yusai o Malqui? Questo sempre considerando che manteniamo il 4-2-3-1, giochiamo a specchio. Allora, Yusai, Malqui, Malqui, Yusai, Yusai, Malqui, Yusai, Di Lorenzo, Malqui, Yusai, Di Lorenzo, Yusai, Maggio, Isai, Malqui, Di Lorenzo, Yusai, Malqui, Malqui, Yusai, Di Lorenzo, Malqui, Yusai, Di Lorenzo, Malqui, Di Lorenzo, Yusai, Yusai, Malqui, Di Lorenzo, Di Lorenzo, Di Lorenzo. Però, Foot, no, perché hai scritto 3 volte. No, fate... No. Così non va bene perché se devo leggere il nome poi dopo non leggo chi lo sta scrivendo. Ah, no, così non funziona. È complicato. Perché poi come fai a controllare quelli che spammano lo stesso nome e fanno il copia e incolla uno dietro all'altro? Così sembra Di Lorenzo, Di Lorenzo, Di Lorenzo, ma l'ha scritto sempre lo stesso. E così non va bene. Comunque credo che Saber, credo che c'è stato un bel po' di Yusai prima che ci fosse questa roba dei Di Lorenzo. Eppure per me, io poi alla fine decido io. Voi dovete dire la vostra, ma decido io chi mettere. Scherzo. Metterei Yusai, anche se l'idea di Malqui non mi dispiacerebbe. Ok? Vi dico subito che questa partita Koulibaly deve giocare, quindi Koulibaly non si mette in discussione. Anche se deve... Madonna, come si fa? Io non vorrei stare nei panni di Gattuso, però ha sbagliato lui a non farlo riposare adesso. Ha sbagliato lui a non farlo riposare adesso. Perché Koulibaly contro Palacio, contro questi qua veloci, deve giocare per forza. Per forza. E confermerei anche Maximovic. Qualcuno dice Manolas. Qualcuno sta insistendo con Maximovic, giustamente. Ah, chiede il riconteggio. È difficile. No K2 Manolas Ramani. Non so come si scrive. Ma Ramani lo fai esordire in una partita così dura. Manolas, Ragazzinovic, Costas. C'è stata una richiesta di Manolas, È complicata. Lo so, Albiolo, lo so, piango pure io. Volendo seguire una logica, Manolas potrebbe spuntarla su Maximovic, ma credo che Koulibaly debba giocare assolutamente. Ramani si scrive così e credo che questa è la cosa. Dopodiché qua sulla sinistra, ragazzi, tra l'altro questo è... Marco Aveta, grande commento. In questo periodo dove si parla di brogli elettorali, i voti non funzionano. E quindi, Maratta, fammi fornirgli su qua prima, se no dove andiamo a finire? Sulla sinistra non possiamo mettere Yusai, visto che l'abbiamo messo a destra. E io voglio metterci Gulam con Rui prima riserva perché voglio sperare. Non avviene, però voglio sperare che possa giocare, che ce la faccia. Voglio sperare, vedete Gulam? Non ho manco aspettato, non ho manco letto, però c'è quasi un plebiscito per Gulam. Non ho votato perché io non voto in America, amico mio. Non sono residente solo quando si vogliono pigliare le tasse, ma non sono residente abbastanza da votare. Penso un po'. Non si fida Gulam. Lo so, però già fa. Mario Rui. Se Mario Rui viene praticamente... Ah, c'è pure Alberto Lorus. Se metto Mario Rui perdo gli amici bellini che non si iscrivono più. Non diventano più abbonati. Questo poi diventa il problema. No, io dico Gulam perché non è possibile. O ce lo spiegano, oppure deve giocare titolare. Altrimenti, se non ce lo spiegano, noi deve giocare titolare. Non lo ammetto. A centrocampo, ragazzi, metto subito un Baca qua, perché credo sia indispensabile in questo momento. Con Dem subito dietro di lui. E Fabian con un
Che metto qua? Metterei Zielinski. No, Elmas. Elmas subito dietro di Fabian come primo sostituto perché? Perché Zielinski lo mettiamo poi in attacco. Che ne dite di Bakayoko Fabian? Siete d'accordo? Alcuni dicono Bakayoko Zielinski, Baka Fabian. Poi ragazzi, qua noi stiamo parlando un pochino delle nostre idee e della nostra proposta, un pochino quello che farà Gattuso. Perché anche io metterei Bakayoko Zielinski, però secondo me Fabian due partite non le salta. Perché secondo me Gattuso è innamorato pazzo di Fabian. Credo, eh. Ecco qua, Luigi della Vecchia la butta lì giù, dura e sarà difficile fare lo screenshot perché la chat è impazzita, ma ce l'ho fatta al volo, ti ho tagliato la testa, amico mio, mi dispiace, ma grazie sempre, se non donate il Napoli gioca sempre come oggi. Vedete se volete ascoltare l'amico Luigi che ve l'ha detto, eh? Lui ve l'ha detto. Poi se il Napoli cicca col Bologna dovete venire qua e cospargervi la testa di sale. Mamma mia. Dai che tra un po' devo anche andare a fare pipì, quindi vi lascio con la roba musicale. Se vado a fare pipì, qualcuno dona? Secondo voi? Una donazione pipì? Non credo. Peppy Fox mi mette nel testamento. Sì, sì, no, la grattata ci sta. Ragazzi, Bakayoko Fabian, credo, Zielinski titolare lo so, però secondo me Zielinski potrebbe finire qua, perché Mertens se l'è fatta tutta, e quindi Zielinski potrebbe finire qua. Zielinski, con primo sostituto Mertens, e potremmo vedere il nostro vice Mertens in azione, quello che più ce l'ha nelle corde, l'inserimento, il tiro da fuori, il controllo orientato. A me piacerebbe vedere Elmas qua, però dobbiamo capire Gattuso che intenzioni ha. Oggi l'abbiamo visto in questa zona, l'impatto è stato ottimo, lo scambio con Insigne e con Gulam è stato ottimo, quindi li vorrei rivedere tutti insieme. Non so che ne pensate. Che app uso? È OBS per fare la live e poi l'app come si chiama? È un sito, quindi. Allora, quel turco del Lille che ha fatto la tripletta trequartista, non lo so, amico mio, non l'ho mai visto giocare in vita mia. Vale Mertens Insigne, secondo me perché ti cambiano la partita serve la scossa. Zielinski è fondamentale, ce la pigliamo tutti e tre. Seguitemi su Instagram. France, dai, fai il bravo. Allora, Mertens se la giocherà con Osimhen. Quindi sì, perché vedi, in questo momento mi ritrovo con Zielinski due volte. Ma ovviamente possiamo stabilire Osimhen proprio titolare senza problemi. E Mertens prima riserva, anzi no, mettiamo Petagna prima riserva perché? Perché Mertens è prima riserva del trequartista. Quindi lo mettiamo così. E credo che potrebbe, visto che le ultime le ha cominciate Politano, potrebbe cominciare così. E il sostituto di Insigne, ragazzi, non c'è. Nessuno. Non lo so, ditemi che cosa ne pensate. Marco Montella, aiuto! Aiuto, l'ha fatta, amico mio, l'ha fatta. Fatemi vedere subito. Fatemi vedere subito da farmi dare soddisfazione all'amico Marco Montella. Io poi, ragazzi, questo è un sistema che finché eravamo pochi di noi, che la chat scorreva lenta e io posso fare gli screenshot. No, questo è sempre... questo è sempre Luigi, no? No, Marco Montella sta qua. Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Grazie Marco, grazie mille. Quindi dicevo, finché siamo pochi di noi, io potevo gestire con questi screenshot, altrimenti devo cominciare a fare come gli altri YouTuber che hanno meno
tutto, meno grafiche, eccetera, eccetera. Si mettono in da stanzetta, però possono fare la cosa con live StreamYard e possono fare l'highlight delle domande, che è molto meglio. Ragazzi, allora io vado a fare pipì. Effettivamente siamo 126, non ve ne andate perché io torno subito, vi lascio la musica, però voi dovete scrivere tutti quanti durante, come dice il mio buon moderatore, tutti quanti dovete scrivere, e ragionate sulla formazione, tutti quanti dovete scrivere punto esclamativo Juve in minuscolo, tutto attaccato, statevi bene perché bevo troppo e quindi ciao, pipì. Ah, ma mica si sente quando faccio la pipì, no, eh? Magari così. Ah, l'avete scritto tutti, siete bellissimi! Allora, andiamo a vedere, è impazzita la chat. È impazzita alla grande, benissimo, bravi. Bravi, 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 bravi. Perché ricordate che si vinca o che si perda... Fatemi abbassare perché è un po' troppo alta. Che si vinca o che si perda, oggi è sempre Forza Napoli. Iazici, sì, lo so, il Lille trequartista, ragazzi, ok, però non è, ha fatto 3 gol, non l'ho visto giocare, non lo conosco, non so, magari è un crack, ma non lo sappiamo. Il Lille li trova, i giocatori sono bravi a livello di scouting, però si deve sempre vedere. Amici Bellini, Ferrari Ferrari, è stato un cooling break. Sì, io ogni tanto devo, Sasici e Fiarelli, io ogni tanto devo fare perché per parlare una continuazione io bevo molto e quando bevo molto tengo una certa età ed ecco che... Tore Falanga purtroppo non funziona, devi scriverlo staccato, esatto. Allora, dicevano in estate avremmo preso un terzino sinistro, dicevano anche Raffaella che avremmo venduto Koulibaly, però non è andata così, purtroppo il mercato è complicato. Il turco ha fatto 2 triplette in 3 partite e allora magari è un crack. Ma il tuo logo dietro di te vuoi vendere lo spazio? Sì, Losco, se qualcuno, vedi, io non l'ho nemmeno pubblicizzato, però dove sta? Qua. Se qualcuno vuole farsi pubblicità, perché no? Ne parliamo in privato, saprete come contattarmi. Quanti anni avete? Pablox, ma non mi devi dare del voi perché sennò veramente mi suicido. Tengo 37 anni, sono un giovane maturo. Ho l'età di Dani Alves, ecco. È già grande il turco. E allora sarà già fatto il crack. Stiamo in terre anglosassoni. Tore, non lo so, io sto qua a New York e quindi... Devo dire 36, Bah. Se metti Pappavalli sullo store così... Grande Luigi. Grande Luigi. Allora ragazzi, noi siamo in 100. Ovviamente se voi siete qua dall'inizio della live, voi il mio editoriale l'avete sentito. Ovviamente le formazioni le abbiamo fatte, le pagelle le abbiamo fatte. Io ritengo che sia stata una partita storta, cioè è stato un impatto storto di una partita che doveva essere facile, perché facile dico perché l'avversario è molto più scarso, allora non è possibile che l'avversario basta che si chiude e vincono loro, no? Il Napoli deve entrare in questa mentalità nuova che sei una grande squadra e tutte le squadre si bloccano contro di te e partono sempre in contropiede. Così giocano contro la Juventus, così giocano contro l'Inter.
Contro l'Inter non lo so, l'Inter lo fa più o meno loro così. Però così giocano contro il Barcellona, così giocano il Manchester United, ho visto ieri. E quella squadra turca piano piano hanno fatto contropiede da prima del centrocampo, hanno indovinato i 2 gol, dopodiché il Manchester United non è riuscita a ribaltarla e in attacco hanno Cavani e in attacco hanno gente, Greenwood, gente insomma forte, Rashford. Non sono i top player che mancano, bisogna studiare delle soluzioni anche tattiche per essere più offensivi, saltare l'uomo, prendersi delle responsabilità, tirare da fuori, trovare degli equilibri diversi, non lo so, dipende da Gattuso. Certo è che questa è la stagione che noi ci troviamo di fronte, dobbiamo metterci l'anima in pace. Pullman uno dietro all'altro. Più la squadra avversaria si chiude, più il Napoli deve darla a pallonate senza fare passaggini. Giants, sono d'accordo. I passaggini servono a muovere, però vedi, la mia riflessione è anche questa. Vedi, Francesco Esposito dice mentalizzazione. Quando il Napoli trova l'autogol dell'avversario, ora erano entrati anche altri interpreti, ok. Ma cosa succede? Loro non è che si sono scoperti. Il Napoli ha mantenuto il possesso di palla e loro sono rimasti indietro a difendersi sperando di sfruttare un nostro errore. Cosa succede? Che il Napoli, in fiducia, perché il secondo gol era arrivato, il Napoli coi passaggini le allargate le maglie dell'avversario. Quando sei più veloce, quando fai movimento senza palla, quando le catene, no? Insigne, Gulam, Zielinski ha funzionato, con Mertens che faceva dappertutto, lo stesso di Lorenzo, Lozano, Politano quando era rimasto, insomma si muovevano molto. Le catene possono allargare le maglie degli avversari e tu, se lo fai velocemente, poi alla fine lo trovi lo sbocco, può essere un 1-2, può essere la punta che si porta appresso il difensore e tu mandi uno all'interno. È così. Il tiro da fuori può essere una soluzione, ma non può essere l'unica soluzione possibile, perché loro si mettono così, tutti quanti insieme, e tu vai a sbattere. Serve velocità, serve la mente fresca di attaccare senza frenesia, ma veloci. È complicato, non è facile, però questo è. Il rottino pure ci sta. Non si possono fare 90 minuti solo spingendo né solo difendendo. Esatto, serve equilibrio. Noi il possesso palla lo sappiamo fare, sappiamo tenere la palla, però a un certo punto devi accelerare. La mancanza di veri leader è lampante, manca personalità e carattere. Sono anni che viviamo di alti e bassi e sbagliamo quasi sempre gli approcci alle partite importanti. La mancanza del leader, Marco, qua mi aiuti a dire che mancando Insigne in campo abbiamo dovuto aspettare di prendere lo schiaffo per far svegliare il leader Mertens. Koulibaly non è leader. È così, perché l'ho visto anche lui, capito, con la faccia spaventata, dice ma che sono più veloci di me. Sei meglio di Fius Gamer, thank you, amore mio, Salvatore, grazie. Il caffè te lo offro anche oggi con piacere, grazie Losco, amico Losco. Che poi tu non sei losco, sei bello, pulito, amichevole, gentile, dove sei? Ecco qua. Mi fa molto ridere la tua cosa con Super Mario Bros. È gioiosa, è una... è un... come si dice? Un avatar gioioso. Ma tu che fai? Gaming? Boom! Grazie mille, amico mio. Grazie mille. 3-4-3, KK, Manolas, Maximovic, Zielinski, Demme, Bakayoko, Fabian, Insigne, Mertens, Lozano. Come lo vedi con le squadre che si chiudono? Allora, ho paurissima di mettere Zielinski e Fabian sulle fasce, perché nessuno... Se poi ti ripartono in faccia, se perdi palla, ti ripartono in faccia e fai la fine di Inter, Juventus che prendono gol dal Verona, dal Crotone, dal Parma, perché se tieni Zielinski e Fabian sulle fasce, ragazzi, io sto sfottendo Pirlo perché continua a insistere con Chiesa sulla fascia, ma almeno loro in fase di non possesso scalano Danilo, terzino sinistro,
Cioè, stanno facendo tipo il terzino diventa Danilo con Quadrado dall'altra parte che scala, e Chiesa sta un po' più avanti. Se abbiamo sfottuto Chiesa terzino sinistro, non posso accettare Zielinski terzino sinistro, perché non è Gosens, non è Ateborg che corrono avanti e indietro e la possono fare tutta la fascia. Zielinski e Fabiano non sono in grado. Se vuoi fare il 3-4-3, gli unici che possono fare questo lavoro qua sono Gulam e Di Lorenzo. Se... Ah, il personaggio, vabbè. Una volta c'era Reina, leader dello spogliatoio. Verissimo, Pablox, verissimo. Anche il Napoli di Mazzari servivano i paccheri per svegliarsi. Vero. Mario Rosso, Mario Rui. Ben ritorno di Gulam a sinistra. Credi sia possibile tornare a vederlo terzino e non più ala? Davide, speriamo bene. Oggi il cambio mi è sembrato anche perché Mario Rui l'ho visto proprio mentalmente, proprio sulle gambe, proprio... Non l'ho visto bello, hai capito, propositivo. Ha provato qualche cross ma mai preciso, spesso dalla tre quarti, non affondava, non andava bene in difesa. Serviva proprio il cambio tecnico là, cioè non era un fatto tattico. E speriamo che Gulam possa ritornare, che ci serve. Mertens è un po' giù, si deve ripigliare, generalmente abbastanza stabile di umore e di prestazioni, ci sta un momento di low, non panichiamo. Valerio, sono d'accordo, non vedo i sorrisi, anche sul Fabio, non mi hai fatto niente. Anche sul gol, no? La reazione sull'assist di Mertens è stata più una reazione di rabbia, no? Avete visto un'esultanza di rabbia, non ho visto i sorrisi e le cose così, perché si vede che evidentemente c'è qualcosa che non sta andando e si sentono meno sicuri delle proprie, quell'entusiasmo che abbiamo visto nei 12 gol fatti, insomma, nelle prime partite non lo vedo in questo momento. C'è un pochino più di preoccupazione, ma non lo so se è una questione che si mormora in città, che la gente già sta... Non sto difendendo Mario Rui, ho fatto una merda oggi e per me non è facile fare una merda il giocatore singolo, apprezza. Ma tu vedi già col Bologna Zielinski e Osimhen insieme? Io l'ho previsto, però Francesco, se Mertens dice guarda mi hai recuperato questa partita, mentalmente mi ha fatto recuperare perché l'abbiamo visto più così, ovviamente Mertens favorito su Zielinski. Favorito su Zielinski perché abbiamo più qualità in generale. Attenzione a tutti che nessuno ci rimane a casa se non riescono a leggere i messaggi. Sì, quello che dice Marat ha ragione, perché veramente stiamo scorrendo in maniera velocissima. Ragazzi, vi ringrazio per tutto il vostro supporto, io faccio il possibile e adesso anche sotto suggerimento di Fabio faremo delle live dove le prossime live avremo più ospiti, perché io mi rendo, quando eravamo in pochi riuscivo a parlare con tutti, ma adesso, e vi ringrazio che stiamo aumentando, io vado un po' in affanno e vorrei rispondere a tutti, ma è difficile, quindi farò il possibile. Gli ospiti mi daranno una mano e faremo un po' di interviste, qualche risposta la daranno loro, così io nel frattempo posso leggere. Ringraziamo tutti per l'educazione, assolutamente, perché questa, anche quando qualcuno per esempio spamma, no, o scrive, subito dopo hanno chiesto scusa, quindi cheers. Mario Rui e Manolas sono giocatori che abbiamo preso dalla Roma e sono i classici giocatori che ti fanno la partita da 8 e quella da 4, assolutamente casuali. Carlo Cocorullo, sono tristemente d'accordo, anche se sono più d'accordo su Manolas che ti fa il partitone e la partita poi malissimo. Su Mario Rui, Fabio si toglie dagli abbonati. Su Mario Rui devo dire che ha avuto più continuità di quello che noi vediamo, è stato titolare da solo senza un sostituto. Adesso si stanno un pochino alternando con Yusai, con altra gente, però Mario si è dovuta cavare spesso da solo negli ultimi anni e il Napoli comunque ha fatto
buoni risultati. Poi lasciamo perdere la situazione ancelottiana, però. Boca è un altro nano e con i nani si fanno solo i low-hacker, che bontà. Però Boca è forte, fisicamente non lo sposti. Come si sta in America, Pablox? Non lo so, ti posso dire come si sta nella mia stanza, perché l'America non la vedo, siamo tutti... Io almeno, non è che sono in quarantena, però non esco, quindi non ho proprio idea. Comunque oggi è Zielinski fondamentale per questo Napoli, speriamo. Antonio è uno di quelli che quando entra ti può spaccare la partita. Oggi è entrato molto bene e anche dall'inizio. Per me Zielinski è un potenziale top. Anche lì è una questione di mentalità che non lo ha fatto essere troppo continuo. Però è forte. A me Mario Rui piace, ha tanta cazzimma. Vedi, contro il Barca ha dimostrato tante cose. Mario Rui la cazzimma ce l'ha, però deve essere nella partita. Non vorrei che caccia la cazzimma nelle partite di un certo modo e questa qua l'abbia sottovalutata. Vi ripeto, non è un giudizio generale sul giocatore, però quando non lo vedo bello sulle punte, lo vedo fermo, Mario Rui perde tutto perché non ha nemmeno la fisicità e quindi dobbiamo far crescere Elmas. Sì, Antonio, per me migliore a centrocampo Zielinski. Ho il volume basso, se avete finito di parlare di Mario Rui lo alzo di nuovo. Abbiamo finito, amico. Ma Carbonic che fine ha fatto? Carbonic è stato comprato dal Brighton in Inghilterra e lasciato a svernare un anno in prestito, quindi non se ne parla. L'unico imprescindibile secondo me Insigne e Angela. Io guardo la formazione e ti dico Insigne imprescindibile in questo momento, Osimhen imprescindibile perché Petagna si lotta, però Osimhen ci dà una variante tattica e mette più in apprensione le difese secondo me, quindi anche Osimhen per me è titolare quasi inamovibile. Bakayoko nonostante la lentezza dimostra di annusare il pericolo e quindi fa bene le preventive, vedo io. Koulibaly, anche lui imprescindibile ovviamente, ma una ogni tanto la deve saltare proprio per spaccarlo mentalmente, deve staccare un attimo e ritorna più convinto di prima. Mi piace tanto Spinazzola, pure a me Fabio, pure a me. I terzini devono correre, è vero. Pasquale Parlato, secondo te domenica contro il Bologna come gioca da Napoli, come la gestirà Gattuso? Più o meno la formazione l'abbiamo fatta, amico, io la sto guardando ma voi non la vedete. La formazione è questa qua, fatemi vedere se la riesco a recuperare. Boom. E praticamente questa è ipotesi tra ipotesi nostre e idee di Gattuso. Secondo me più o meno stiamo là. L'importante appunto le preventive, veloci nei passaggi e fare molto movimento senza palla. Qua gli inserimenti, cioè deve esserci molto movimento senza palla, perché il Bologna, come tutte le altre squadre, ci aspetterà. Non sono una squadra. Mihajlovic non è un allenatore che si chiude dietro, perché lui ha sempre detto che se si chiude i gol lo prende e loro non lo fanno. Però il rispetto che hanno per il Napoli, non vedremo un pullman gigante come oggi, ma un pullmandino probabilmente sì. E quindi credo che il Napoli dovrà prendersi il pallone, dovrà gestire, dovrà essere veloce, specialmente non troppo aggressivo, non troppo frenetico, ma veloce nel giro palla, per cercare di farli muovere un pochino e puntare sulla maggiore qualità. Salta l'uomo se ce l'hai, tira da fuori se ce l'hai. Non è facile, non è una partita facile. Vale questo Napoli imprescindibile per me un'esplosione di un altro mesetto? Non ho capito, Manu è 88. Solo a me non mi sposti proprio. Come ti sposto? Ti faccio più grande, perché si vedeva Meret, ma tu meriti di essere più grande. Tanto Meret lo sapete che gioca Meret. Non è vero, non è proprio detto che giochi Meret, probabilmente non lo so, veramente non lo so. Non ci sono gerarchie chiare.
I famosi titolarissimi non sono ancora chiari per Gattuso. Nel senso che secondo me Gattuso ha scelto Ospina per le partite più difficili. Non so, e ditemi voi, se secondo voi per Gattuso la partita col Bologna è una partita difficile oppure lui la intende come una partita che si può fare. Non lo so. Che secondo voi come la vede? Maria Stella, secondo me è anche una questione generale della tensione. Stiamo giocando tisici. Tu dici che siamo tesi, non presuntuosi. Guarda, può essere un misto delle due cose, perché io da parte di Koulibaly vedo un po' di presunzione, un po' di... Vabbè, tanto lo recupero. Mentre altri magari sono più tesi. Io non l'ho visti tesi oggi, ragazzi, li ho visti più presuntuosi che tesi, Comunque, per me il Napoli deve cambiare 4-5 giocatori ogni partita a seconda dell'avversario e variare il 4-3-3 e il 4-2-3 una gara in corso. Voglio il Napoli imprevedibile di una volta. Chris, io ho paura che troppo turnover fa andare in confusione tutti. Poi non lo so. Dopo che abbiamo perso con il Sassuolo la interpreta come difficilissima. Può essere, pure secondo me. Ultima considerazione, Petagna è sempre poco allineato sui cross e sui passaggi da finalizzare, fa più reparto di Milik ma c'è meno feeling con gli altri. Non dare la colpa a lui, forse perché la squadra non è abituata a una punta fisica. Sì, l'ho notata questa cosa qua. Petagna è un attaccante atipico, non è proprio un bomber. Quota 200 vogliamo arrivare? 142 mi piace, sono pochi. Beh, certo, se arrivassimo a 200 dopo una partita dove il Napoli ha giocato male, non sarebbe male, sarebbe una bella cosa. Riusciamo ad arrivare a 200? Ti sei dimenticato di mettere... Parlo a te, amico Bellino. Siamo solo io e te. Ti sei dimenticato di mettere il mi piace? Io lo capisco, perché molto spesso anche io sto là, mi godo le live degli youtuber così e dico, oh cazzo, mi piace, mi sono dimenticato. Se ti sei dimenticato, puoi tranquillamente rimediare adesso. Quando arriva il mi piace, anche dopo, se l'hai vista dopo in differita. Quando arriva il mi piace, è sempre supporto. Se non sei iscritto, fallo ora. Questa è una buona domanda a 613 perché vi devo dire una cosa. Io vedo parecchi nomi nuovi nella live e cerco di memorizzarli. Ovviamente la mia, per esempio, Lezzino Schifoso, no? Non ti ho mai visto commentare sui video quelli là che faccio. Io direi che sembrano timorosi di sbagliare i passaggi, dice Lezzino Schifoso. È un nome nuovo, me lo sarei ricordato. Ma sei iscritto al canale? Perché nella ultima live, ragazzi, credeteci o no, gli iscritti sono saliti a -1. Cioè ho avuto una persona che si è disiscritta. Non gli sarà piaciuta la live, non lo so. Padronissimo. Ma è importante che le live portino nuovi iscritti, altrimenti io comincio come prima, ritorno come prima, faccio i video di approfondimento solo io nella stanzetta, faccio il mio editoriale e voi poi lo commentate poi dopo e non facciamo scambio e approfondimento, capito? È importante che vi iscrivete al canale se siete nuovi. Uno che non è nuovo è Joe TV, ce lo ricordiamo, Domenico Paduano ce lo ricordiamo. L'ho visto bene anch'io, però poco. Speriamo che abbia recuperato fisicamente. Questo turnover non sa da fare né oggi né mai. Don Maurizio da Figline Valdarno. Che intanto la Fiorentina pare stia pensando non più a Sarri ma a Prandelli. Ok. Secondo te con la chiusura dei ristoranti abbiamo qualche speranza di vedere lo... Bravo Sass, commento memorabile. Bravo. Io non sono nuovo e completamente pazzo. Boga il Messi africano, non lo so, Boga è forte, Boga c'ha il dribbling, c'ha la fisicità. Angela, non ti preoccupare. Simone Variale, sera vale questa partita, salvo soprattutto i 3 punti, mi sono piaciuto Politano, Dem e Gulam. Credo di sì, amico mio, sono quei 3. Meret merita una menzione speciale perché incolpevole sul gol e poi altre parate le ha dovute fare, specialmente nel primo tempo quando stava andando avanti e indietro, che su un computer non funzionava, sono dovuto andare di là con la telecronaca in spagnolo.
un macello, non ho visto bene l'approccio alla gara, però ho capito che il Napoli l'ha affrontata male. Se arriva all'Inter, aiuto. Lobotka perché gioca nel Napoli? Purtroppo sì, ragazzi. E adesso ci troviamo a fare la pane e vodka. Purtroppo diciamo non era la sua partita, diciamo così. Diciamo che non c'era la profondità per le qualità di Lobotka, che sono fatte di lanci anche lunghi, profondi. E nel primo tempo ho sbagliato un po' da tutti, dal Napoli, Lobotka in primis, mentre Dem era più dinamico almeno. Lobotka ha fallito questa occasione da titolare. Non vogliamo dargli subito la croce addosso, però ovviamente c'è da dire che in questo momento Fabian meglio, Bakayoko meglio, importante, e lì al posto di questi due Dem sì, Zielinski sì, Elmas sì. Voglio vedere anche Zielinski ed Elmas in quella zona prima di Lobotka. Non è il suo modulo. E infatti molti la stanno pensando così, e secondo me ci può stare che Lobotka sia meglio come centrale di 4-3-3. Attenzione, dicevamo lo stesso di Demme, e io non sono mai stato d'accordo, perché Demme ha quella dinamicità, no? Di rincorrere anche gli avversari e si inserisce. Non è la prima volta che lo vediamo finire in area di rigore a chiudere l'azione. Poi non ha tanti gol nelle gambe, però Demme ha il secondo gol con il Napoli. Si sentiva Gattuso che alloccava Lobo veloce. E allora vedi, non c'è bisogno nemmeno che lo diciamo noi. Gattuso l'ha sentito e lo rivedremo in campo solo se si mentalizza. Fabio Eddie Madia vuole il trio di centrocambio svizzero con Inler, Berami e Zemaili. A me piacevano un po' tutti, specialmente Berami e Inler. Zemaili aveva un tiro della Madonna, ma proprio un tiro da top player, il tiro da fuori da top player di Zemaili. Però poi inciampava da solo. Palla al piede, lui e il campo, era capace di cadere e di inciampare. Il grande inciampamma. Bogà più terzino a gennaio. Evelyn, scordatelo. Il Napoli non prenderà Bogà a gennaio. Non credo proprio che Sassuolo venda Bogà a gennaio. Non ha senso per loro. Ci fanno più soldi a fine stagione. E il terzino, se parte uno probabilmente sì, altrimenti continuiamo così. Secondo me questo è proprio l'anno in cui De Laurentiis dice: abbiamo due squadre, Gattuso è bravo a gestire tutta la rosa, non ci serve nessuno, c'è il Covid. Cioè, De Laurentiis, figuriamoci. Non parla così De Laurentiis, lo so. Allora, sotto con il Reika in vantaggio con autogol non si va lontano. Osvaldo Prandoni, siamo d'accordo, stiamo qui a parlare di un Napoli che ha vinto ma non convinto. Per me più grave prendere il gol col Reika, che non aveva proprio intenzione di segnare, cioè nel senso sì, dovevano fare i contropiedi, ovvio, ma l'hanno pescato proprio dal cilindro e non ci credevano nemmeno loro. Arrivare a fare il gol con l'autogol ci sta, perché vuol dire che hai creato comunque l'occasione, hai messo in apprensione il difensore, per me va bene. I due gol fatti arrivano da due cross da sinistra, quindi si è creato, non sono stati gol casuali. Però prendere il gol là male. Apocalipto 1703. Ciao bro, tutto bene? Forza Napoli sempre. Forza Napoli, amico mio. Sei un nome nuovo per me. Almeno la mia memoria non mi aiuta. Se sei nuovo, lascia il mi piace, iscriviti al canale, altrimenti sei pazzo, perché noi facciamo video tutti i giorni e la qualità non tanto mia ma dei commentatori, quando voi andate a scorrere nei commenti ci sono sempre spunti tattici e cose mai banali. De Laurentiis non mi sembra si sia espresso. Diamo tempo per poter dire cosa avrà fatto. Ha fatto un contratto di 3 anni senza Kinzolo e Gattuso. Marat, vedremo. De Laurentiis rispose così quando gli parlavano del mercato. Disse: devi chiedere a Conte, e intendeva Conte del governo per la pandemia, eccetera eccetera. Non lo so se De Laurentiis ha intenzione di spendere, non credo.
Marco Montella mi perdonerà, ma spostiamo un pochino più giù. E quindi così. Grande Apocalipto, ti ringrazio. Vedi, se scrivi Sky esce scritto disonesti, è bellissima questa cosa. Ciao Massimo. Matteo 1926, oggi purtroppo male male sull'1-1 abbiamo rischiato di andare sotto con la loro traversa. Matteo, non l'abbiamo citata sta traversa, ma lì è grave errore di Koulibaly, gravissimo errore di Koulibaly, presunzione di poter far ripartire l'azione subito, quindi invece di mettersi davanti al pallone lui parte col passaggio di prima di nuovo. A volte riesce bene, a volte non riesce, non è riuscita e sul loro contropiede Menalo, che tra l'altro ha fatto una partita che non lo sa nemmeno lui, tutto il tempo di prepararsi il pallone, di mettersi col corpo bene, di fare il giro così, Meretti incolpevole, fermo ma incolpevole. E se facevano quel gol là non lo so, come andava a finire, veramente non lo so. Alessandro Garofalo, per te vinciamo il ricorso, non mi pronuncio più su questa cosa, aspetto che esce il ricorso e poi commento. Ne abbiamo dette troppe, sono stanchissimo di parlare di giurisprudenza. Valerio, noi ti seguiamo anche in trasferta in altri canali, ma mo servono i like. Grazie Pablox. Possiamo arrivare a 200, ma siamo pochi. Secondo me tutti voi che mi state seguendo in questo momento l'avete già lasciato, vero? Vale, ma perché ti fissi con Fabian? Ma possibile che non ci si arriva, che è statico, lento e sbaglia passaggi facili? Ma no, i passaggi facili non li sbaglia. Fabian ha il problema del perdere palla perché si gira 3-4 volte e quindi perde le palle sanguinose, non sbaglia i passaggi facili Fabian. Fabian deve dare la qualità che deve dare al centrocampo. In questo momento Lobotka no. Lobotka ha avuto la sua chance, non mi è sembrato meglio di Fabian, quindi resta Fabian. Bakayoko mi sembra indispensabile in questo momento. Per me possono giocare Dem e Bakayoko, possono giocare Fabian, possono giocare Bakayoko Zelinski, possono giocare Bakayoko Elmas e anche Fabian, che comunque non è che mi sono fissato io, penso si sia fissato Gattuso. Valerio, puoi fare una formazione a volo 3-4-3 con Fabian Bakayoko, Fabian Mertens a centrocampo? La posso fare, ma non perdiamo tanta gente. Allora, fammi vedere. Grazie agli amici che supportano. Facciamo rientrare la formazione in campo, le famose pagelle. E quindi se volessimo giocare con il 3-4-3 devi mettere Koulibaly qua, devi mettere Manolas qua o Maksimovic e devi avere un Gulam da questa parte. Bakayoko, Fabian lo possono fare tranquillamente, però perdi quella situazione di Osimhen. Allora, ovviamente Insigne là ci sta bene, Osimhen punta centrale ci sta bene, qua a destra devi metterci o un Lozano o un Politano. Diciamo che Politano sta più in forma, no? Politano. Qua non ci può giocare Lozano, ragazzi. Serve un terzino. Perché sennò andiamo in affanno. Al massimo uno dei due può essere terzino e scendere. E facciamo la cosa di Pirlo. E qua ci puoi mettere Maksimovic. E quindi in fase almeno puoi un pochino spostare. E qua però insisto, non ci può andare Lozano, non ci può andare Politano, non ci può andare niente. Deve essere uno che ti fa la fascia. Ed ecco che in questa formazione qua hai perso Lozano, hai perso Zelinski, hai perso Elmas, hai perso la coppia Osimhen-Mertens. Questa formazione qua, per i giocatori che abbiamo, è forzata. Poi capisco, magari se qua ci metti uno Zelinski, ok, Zelinski, allora la formazione deve scalare così, al contrario, quando stiamo in fase di non possesso.
ed ecco che ti troveresti con questa situazione qua. Però vi ripeto, è una forzatura, ed è una forzatura che Pirlo sta facendo tutte le partite, mettendo qua Chiesa e qua Quadrado. Noi non dobbiamo guardare solo le partite del Napoli, noi dobbiamo guardare le partite di tutte le squadre, e abbiamo visto che questa cosa funziona a tratti solamente quando ti va tutto bene e Ronaldo entra e segna. Ok? Non avendo noi Ronaldo, non avendo noi Ibrahimovic, non avendo noi Lukaku, noi dobbiamo partire da un'impostazione di gioco e da un modulo logico dove tutti stanno al posto giusto e nessuno deve fare la roba troppo fluida. Io l'avevo prevista e richiesta la squadra fluida che dal 4-3-3 poteva tranquillamente 4-3-3 con uno dei due che andava sotto punta, poteva tranquillamente così. Non funziona così, ragazzi, mi devo fidare di Gattuso. Non è possibile che io ho un'idea migliore di Gattuso. Io faccio lo youtuber, Gattuso fa l'allenatore. Gattuso evidentemente sa che se ti metti così ci sono dei meccanismi e degli automatismi, se invece ti metti a 3 gli automatismi sono diversi. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa a livello di difesa, soprattutto a livello di difesa, perché ritorniamo un attimo al discorso del 4-3-3. Quando si difendeva col 4-3-3, ricordatevi bene, e con questa penso che dovete lasciare mi piace, perché qua cose che non tutti notano. Quando si gioca col 4-3-3, Politano arriva fino a qua, Insigne arriva fino a qua, e in fase difensiva il primo pressing lo fanno loro due, ragazzi, Fabian e Zielinski. Sono loro più vicini al difensore. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Questi due invece devono aiutare, e a volte aiutano pure dentro. A volte aiutano pure dentro. Quindi questa è la difesa preventiva del 4-3-3. La difesa preventiva del 4-2-3-1 invece è questa qua. Molto diversa. Molto diversa. Sono le due punte in linea, i due centrocampisti in linea, che devono seguire e devono fare il famoso scivolamento. Ok? Ora non è detto che una funzioni e l'altra no. E tutte le formazioni sono fattibili, tutte le formazioni possono funzionare, però l'idea fluida che avevo io non funziona, perché evidentemente questi giocatori non sono neanche in grado, e qua facciamo un paragone a volo col calcio di Ancelotti che era più fluido. Quando a questi giocatori lasci la cosa di qua, fai tu una lettura buona, decidi tu se devi scalare oppure così, questa squadra va nel panico più totale e prendiamo gol da tutti quanti, da tutti. Questo era il Napoli di Ancelotti, fluido, liquido, si attaccava Di Lorenzo qua, rimaneva Maksimovic, ma Koulibaly qua, rimaneva Maksimovic qua con Mario Rui che doveva tornare. Questo era il calcio di Ancelotti, non si può fare. L'abbiamo scoperto, non si può fare, perché questi giocatori la lettura non ce l'hanno. Quando fanno la lettura sbagliano molto spesso. Quindi Gattuso ha capito questa cosa qua. Siamo partiti con il 4-3-3 perché loro si ricordavano più o meno il 4-3-3 per dare delle certezze. Dopodiché nel momento in cui abbiamo preso Osimhen e Ai Mertens in campo, vuoi farli giocare tutti e due insieme? Con il Parma ha funzionato, con il Genoa ha funzionato, perché non deve funzionare più? Perché sanno imparate che non ci andrà a profondità. Dobbiamo, adesso Gattuso deve trovare un modo per stanare le squadre che non ci danno la profondità e che stanno molto basse, ed ecco che il Napoli ritornerà a vincere, e ci può andare pure qualche cosa bene, un calcio di rigore, qualche calcio di punizione che battiamo un pochino meglio. Politano tira, segna su deviazione contro la Real Sociedad. Alle volte non ti va bene. Non facciamo drammi, perché questa partita l'abbiamo sbagliata, l'abbiamo rimessa in piedi con i cambi. Non facciamo drammi. Sono sicuro che Gattuso ci sta ragionando, e con un momento più di pausa, perché noi giochiamo ogni 3 giorni, sistemerà questa cosa delle squadre troppo bloccate. Antonio Caputo, buonanotte. Perdi troppo tempo su un messaggio. Osvaldo, non è che è un messaggio, è che io ho fatto un dissing tattico fantastico.
E di meno, hai fatto tutto su poco, tu mi rispondi perdi troppo tempo. E qua devono scattare i like fino a 250 dopo tutto questo dissing tattico. Non è nemmeno un dissing. Ma non era proprio il 4-2-3-1 la soluzione al problema delle squadre che si chiudono troppo? Aitan, questo è stato detto perché giustamente c'ha il potenziale d'attacco più forte, però devi vedere se riesci a stanare. Il problema diventa secondo me sempre il trequartista, perché finché tu lanci una palla lunga e su una seconda palla Mertens sta là faccia alla porta, sta là faccia alla porta e può anche chiudere l'azione. Il problema è quando la palla ce l'hai tu e vuoi fare i passaggi, il trequartista deve venirsela un po' a prendere, deve inventarsi qualcosa. Il movimento senza palla. Se non fai quello, diventi prevedibile. Quando il Napoli è prevedibile è più scarso del Rijeka. Secondo me c'è bisogno di più qualità per ripartire velocemente con le squadre che si chiudono quando si scoprono un po'. Giusto Valerio, ma si scoprono poco. Ah, è partito il quiz. Vecchie glorie. Cavani e Lavezzi non valgono. Subito Cavani e Hamsik. Cavani io l'ho visto con il Manchester United. Vabbè, non l'hanno nemmeno servito. Mi sembra fisicamente ancora integro, però. Stasera Gattuso aveva il problema del centrale e il Napoli non può giocare con Petagna. E però può mai fare le partite tutte quante Osimhen? O tu metteresti Mertens di nuovo punta centrale? Perché io qualche volta Mertens punta centrale lo vorrei anche vedere. Un po' alla Messi. Ok? Se tu metti Mertens qua, fate conto che è Messi, che non è Osimhen. Messi, quando il Barcellona decide di giocare col 3-4... col 4-2-3-1, Messi non è mai punta centrale. Messi è punta centrale solamente in fase difensiva, che non marca nessuno. Ma quando hanno il pallone Messi arriva fino a qua. E poi entrano dentro i vari Ansu Fati, i vari Dembélé, i vari Griezmann, no? Mertens sa da capire un po'. Allora, Cavani e Lavezzi non valgono. Così ha deciso il mod. Buonasera Domenico Golliuso. L'unico modo per giocare contro il catenaccio è il gioco di prima insieme al movimento senza palla. Evelyn è quello, perché li devi smuovere. Se fai il gioco di prima, non troppo veloce perché sennò non si muovono proprio, però devi fare in modo col movimento senza palla, esatto, che qualcuno ti segue e liberi uno spazio. Così, alla fine anche il Napoli di Sarri giocava contro squadre chiuse. Però noi facevamo sempre il dai vai finché non si apriva uno spazio per far inserire qualcun altro. Osimhen era squalificato e Mertens addirittura è finito a sinistra. Sì, è così. Io parlo per il futuro. Alessio Sky, no, se vuoi fare reagire il bot devi mettere il punto esclamativo, altrimenti non reagisce. Montervino a che livello, Levitan? Yebda. Ah, voi state già... Britos. Ok, ho capito. Adesso state nella fase nostalgica. Io nella fase nostalgica io cito Grava, ovviamente. Sì, il capitano. Rudy Kroll e Savoldi, li vedresti in questo Napoli? Stiamo tornando un po' troppo indietro nel tempo. Careca, De Guzman, Datolo. Siamo entrati nella Marcord, ragazzi. Esatto, Evelyn sa come far. Jorginho, Hamsik e Allan. E vabbè Fabio, ma allora tu stai come nostalgie, tu vuoi quel sarrismo là. Montervino lo avavo, grande leader. Sì, sotto questo punto di vista Montervino buttava il sangue, vero? È normale che giocavano veloci, esatto. Solito dove sei? Sono qua. Mertens deve essere più propositivo verso il centrocampo, sono d'accordo Matteo, sono d'accordo. Gokan Hiller, mancano i tiri da fuori. Zexus Zealt, ma sei iscritto Zexus? Questo è un nome nuovo. Sì, non in molti.
Rimpiangono Hiller, io sì. Io sì. Max di Napoli dice Ibra. Max di Napoli, ma Ibra non l'abbiamo mai avuto. Noi stiamo qua facendo un po' di... Ecco Pandev, Domenico, sì. Vedi? Blasi e Contini. Contini per me ha fatto più di quello che poteva. È andato oltre le sue capacità. Blasi era l'ammonizione fissa proprio. Fissa. Pazienza è stato uno di quei giocatori, l'unico, insieme a Paolo Cannavaro, che mi ha fatto fare un giro di 360 gradi su di lui. Cioè, nel senso che io lo ritenevo una chiavica vera e propria, dopodiché Mazzarri gli aggiustò un pochino il raggio d'azione e diventò fortissimo. Pazienza. Teneva il lancio, faceva anche interdizione. Veramente. Grazie Zexus. Raffaele vuole PA. Nuovo comando, solito dove sei, sono qua. Osvaldo Brandoni, secondo me Petagna stasera poteva fare la riserva di Mertens centrale e a sinistra Lozano se era disponibile. Stasera... Ah, tu dici... ma chi mettevi in attacco visto che Osimhen era squalificato? No, Vale, rispondevo a chi ha detto che il Napoli con un palleggio velocissimo... Ah, sì, era facile, ok. Pepe Reina, Zalaieta, Pandev nascondeva la palla, è vero. Vero. Capparella sulla fascia, Marco Bianco, ciao, non ti avevo visto prima. Ma Marco Bianco, tu già eri, sì, ma c'hai due account. Santa Croce è un ottimo terzino che probabilmente poteva fare molto di più. Non era solo terzino, era più un centrale, però poteva giocare anche terzino a destra. È il classico terzo di difesa a 3. Dennis. Lo so, tutti si ricordano quella roba di Contini, lo so, però io mi ricordo anche tante partite dove ci ha tolto le castagne dal fuoco ed era un mancino, quindi ce n'erano pochi. Ciao Max. Contini ci fece prendere il gol, lo so Angelo, tutti se lo verrà ricordato per quella roba là, però io ricordo anche tante prestazioni buone. Val di Fiori direi di no, Val di Frutta. Ma ora dimentichiamo un attimo il tradimento. Ma voi Higuain non lo rivorreste? No. Ovvio che quando ti rispondo così è perché il tradimento me lo ricordo. Ma in generale è a fine carriera. È uno che poteva... Se era integro fisicamente, se fosse stato ancora decisivo, non sarebbe finito in America. Uno con quella tecnica. L'Higuain che teneva 27 anni, sì, lo rivorrei al 100% subito. In questo 4-2-3-1 Siemens fa la panchina con quelle Higuain, ovviamente. Alessandro Sellini, cugino, primo tempo di Napoli aveva impostato la velocità Nevada. E questo è un è un commento memorabilissimo perché è una roba di così sottile, no? Che non tutti la capiscono, voi la capirete, ma non tutti. Perché ovviamente il Nevada sta ancora in lentezza a contare i voti e quindi noi stiamo ancora che non lo sappiamo. Secondo me se ne saprà qualcosa domani. Raul Albiol. Albiol era leader in campo, anche, probabilmente anche fuori. Albiol sembrava lento, Albiol aveva un senso della posizione incredibile, Albiol guidava la difesa. In questo momento... Quando voi sentite Maksimovic è meglio con Koulibaly perché Maksimovic guida la difesa all'Albiol, è una cacata, perché Koulibaly guida lui la difesa, l'avete visto che chiama lui sui calci piazzati il movimento, quindi è lui che guida la difesa. Poi ovviamente nel momento in cui vedete che Koulibaly lascia la linea e parte perché si rende conto che con il suo strapotere tecnico-fisico può dare qualcosa in più anche in attacco e magari recupera e Maksimovic deve restare, voi lo sapete, ma i giornalai banali e disinformati e disonesti dicono vedi Maksimovic mantiene la difesa. Non è così, è che deve rimanere quando Koulibaly va in avanti, non è che Maksimovic guida la difesa all'Albiol. Non scherziamo proprio. O Animal Shiny Asha Cribari e Rolando. Mamma mia che schifo. Mamma mia veramente.
Arciutissima la moglie, sì. Chissà se lei ha votato per il marito, perché molti dicono che lei lo odia. Sarebbe una cosa divertentissima. Quagliarella, Osvaldo in realtà gioca trequartista, poi non so che partite ti vedi. Non lo so che... Osvaldo stai rispondendo a qualcuno. Qualcuno ha scritto Napoli da scudetto e credo che sei completamente pazzo se dici Napoli da scudetto, e credo che tu non sia tifoso del Napoli se fai una domanda del genere, perché non ce ne sono più dopo questa prestazione di tifosi del Napoli che parlano di scudetto. Chi ne ha parlato sparirà dalla circolazione. Vale, lo sai che Micio è l'idolo di Holland? Sì, lo so, è una roba che non si spiega. Però lo so, ne parla sempre nei social. Il migliore c'ha la maglia di Micio, la maglia di Ronaldo. Roba incredibile. Varricchio e Berrettoni top player. Rumori dappertutto. Buonanotte agli amici bellini, ciao Michele. I like non mancano. Che ban? Chi devo mancare? Ah, i 2 dislike. No, ma i dislike, ragazzi, i dislike vanno bene. I dislike vanno sempre bene, perché non è che tu dici 1000 dislike, 100 like, allora vuol dire che questo video è sbagliato e magari YouTube lo ferma. 2 dislike a fronte di 170 like vanno benissimo, perché vuol dire che è un video reale. Se fossero solo like, YouTube potrebbe anche pensare che sono like dati dai bots, no? Invece i 2 mi piace rendono tutto più veritiero. Qualche tifoso avverso deve passare, qualcuno che va in freva, no? Qualcuno che magari, che ne so, un tifoso del Rijeka potrebbe essere passato e è andato in freva per la cosa, oppure qualche juventino che ha visto che noi scriviamo punto esclamativo Juve, magari va in freva e passa e lascia il dislike. Ci sta bene, lo so che non ci piace. Qualche bagonissimo, esatto. Ban chi parla di scudetto. No, non si, chi parla di scudetto si banna da solo, perché si capisce che siamo lontani anni luce dalle squadre che possono. Poi se si suicidano tutti, ben venga. Però a noi piace quando la gente dice no, è un'opinione diversa. Esatto. Sono sempre loro colorati, perché van freva. Poi secondo me è solo un calo di testa e adrenalina. Poi non capisco. E adrenalina, sono d'accordo. C'era un David Silva sul mercato, ma non ci abbiamo pensato. Zexu, non lo so se noi ci abbiamo mai pensato. Io in fase di mercato l'avevo detto come cosa che il Napoli non avrebbe fatto, che però avrebbe dovuto pensarci, perché... Ma tu dici David Silva, io dico Thiago Silva. Ah no, scusami. Sono partito con la cosa. Io dicevo Thiago Silva. Thiago Silva poi finisce al Chelsea e quindi vuol dire che prende uno stipendio. Voleva prendere uno stipendio che il Napoli non avrebbe potuto garantire per un giocatore a fine carriera. Però tu dici David Silva ci aveva creduto la Lazio ed è rimasta col cerino in mano. Vuol dire che David Silva meglio che non ci abbiamo pensato, altrimenti facevamo la fine di poco prima. Diceva che non mi ricordo quale attore, facciamo la fine di poco prima. Peppino De Filippo credo che diceva così. Non è il momento. Cardone, esatto, Totò, Peppino e Cardone che fanno quel fatto là. Comunque David Silva, facciamo la fine di James Rodriguez, inseguiamo giocatori che poi alla fine non vengono invece di concentrarci sulle operazioni fattibili. David Silva aveva detto di sì alla Lazio, dopodiché arriva l'offerta della Real Sociedad e se la prendono loro. Meno male. Sempre Totò. Comunque sì, Levitan, noi dobbiamo fare una live dove si parla ovviamente di Gennaro Daurio eccetera eccetera. Una live tutta Totò. Lexa Woods Blackpink, stiamo parlando un po' di tutto. Lexa, abbiamo detto che il Napoli ha fatto schifezza nel primo tempo e poi l'ha ribaltata bene. Abbiamo detto che Insigne è importante. Abbiamo detto che Mario Rui ha giocato una chiavica. Abbiamo detto che non si spiega perché Gulam non possa giocare titolare in questa squadra. Almeno si spiega, ma non ce lo dicono chiaramente, che non è integro più fisicamente o già l'hanno venduto, non si sa. Abbiamo parlato un po' di tutto. Ben Arfa è uno di quei giocatori che potrebbe
fare la differenza se non fosse la discontinuità fatta persona. Ben Arfa c'ha una tecnica, un dribbling. Te le recito tutte a memoria, anche io, Levitan, anche io. Comunque il Milan ha perso in casa contro il Lille. Valerio, sì, ce ne siamo accorti. E bene così, perché anche Di Lorenzo ha giocato una chiavica, sì, anche lui. Io ho dato 5 a tutti quelli della difesa. Invece sembra che abbiamo fatto un errore con Vinicius che sta facendo sfracelli a Benfica. Losco, Vinicius è finito al Tottenham in prestito. Quindi ha fatto una buona stagione col Benfica sicuramente, però vediamo se avrà un po' di continuità. È andato al Tottenham a fare il vice Kane, il vice Bale. Adesso c'è anche Bale, quindi non so quanto spazio avrà Vinicius. Gira sempre in prestito. Un giocatore che sembra esplodere e non esplode mai. Non lo so. Allora, ma noi che ce ne freghi certi nomi, sappiamo di raggiungibili, il futuro, se va bene prendiamo uno esperto. Io penso che il Napoli non sarà mai da scudetto proprio perché non ne parla. Anche quando fece 93 punti si era ripetuto che noi manca la mentalità. Giovanni, quando ne abbiamo parlato con Ancelotti l'anno scorso stavamo retrocedendo. Quindi il parlarne e non parlarne secondo me può fare più male che bene. Hai sentito il TG5, il giornalista di studio ha detto Maradona dopo il servizio dell'operazione? No, ovviamente non segue il TG5. Ho saputo che dal figlio, da Diego Junior, che l'operazione è andata bene, che l'ha sentito e sta bene. Quindi in bocca al lupo Diego, che si riprenda presto. Non mi ricordo nemmeno qual era il comando di Diego. Punto esclamativo Diego, mi pare. Non lo so, provateci. Demme non si tocca. Ti mando un video bello, se puoi guardalo appena puoi, ok. Hai sentito? Penso che stasera se avessimo giocato contro il Lille avremmo preso una vagonata. Contro il Lille avremmo preso una vagonata di gol. Aitan tra l'altro, Aitan terzo, bellissimo. Non lo so, non l'ho vista la partita del Lille. Certamente questa partita, esatto, l'hashtag è Diego. Questa partita, se ci fosse stata una squadra un po' più forte del Rijeka, le avremmo prese. Nel primo tempo sembravano che brutto, che è successo qua? Nel primo tempo sembravano il Real Madrid, poi ovviamente non erano il Real Madrid. Però gli abbiamo fatto fare qualsiasi cosa e per fortuna non sono stati cinici, altrimenti sarebbe... Ma veramente? Chris, veramente ha detto così? No, non ci credo. Petagna Sky, 3 punti fondamentali, ci tenevo molto al far gol, intesa con Mertens da affinare. Grazie Carlo. Adesso lasciamo l'argomento Maradona depresso e alcolizzato e passiamo al servizio. Gesù. Mamma mia, questa è una di quelle cose che di solito mi fa scattare il dissing sull'altro canale, vedi? Mi fa scattare il dissing sul canale personale perché non si parla nemmeno di calcio, ma si parla di gente di merda. E non c'entra il calcio, è proprio gente di merda. Gente di merda proprio, non ho altro da dire. Lo sentirò, sicuramente lo troverò. Servizio TG5 lo troverò. Appena finisco sta live, che sta faccio? Se voi volete venirvelo a sentire, l'altro canale si chiama youtube.com/fluido081, ve lo scrivo. www.youtube.com/fluido081 per l'appartenenza. Mi sono dimenticato di mettere HTTP, ma sapete di cosa si parla. E là è un sito dove più che altro è un sito personale, quindi non parlo di calcio. Se mi viene un argomento in mezzo lo tratto, non significa niente. Giosuè Rosolia, però vedo troppo disfattismo. Se Osimhen faceva quel gol facile, era un Napoli a punteggio pieno e ora si poteva anche parlare di scudetto. Giosuè, si sarebbe parlato di scudetto con Napoli a punteggio pieno, sì, ma sarebbe stato un errore per quanto mi riguarda, perché noi valutiamo sempre la prestazione prima del risultato. E io
Ho detto, dopo la delusione del gol sbagliato da Osimhen e del gol sbagliato di Mertens, ho detto che il Napoli col Sassuolo ha meritato, poteva finire in pareggio. Il Napoli ci ha fatto incazzare perché si capiva che il Sassuolo ci aveva preso le misure e quindi non eravamo tanto efficaci, ma abbiamo comunque creato. Quando il Napoli perde con il Sassuolo io non sono depresso e preoccupatissimo, ma sono più preoccupato quando vedo il primo tempo di stasera. Quindi non ci facciamo, almeno su questo canale, proviamo a non farci troppo influenzare dal risultato e fare l'analisi sulle cose che non ci piacciono a prescindere. Sentito chi è stato denunciato per diffamazione? Non lo so. Fammi sapere. Parlando di Real, con la sfiga che abbiamo in Europa, retrocede in Europa League. È Di Madia, se non è il Real è l'Inter, Stiamo là. A gennaio potremo prendere Renato Sanchez, tanta roba, e vendere lo bot che Demme. La sconfitta fa bene. Il trequartista Enrico turco ha 23 anni, 11 presenze e ha fatto 7 gol di cui 6 in Europa League. Allora vuol dire che già ha spaccato e l'avranno già, il Borussia Dortmund già se l'ha pigliato. Questi giocatori li devi scoprire prima che esplodono in Europa. Se non ha appellato Diego con termini forti e superficiali, mancando il rispetto che era a rischio salute. Sì. Devo dire, oggi mi è piaciuto molto Meret, soprattutto con i piedi, molto sicuro di sé. Bene Lexa. Sì, Meret io gli ho dato 7. Cruciani e Mughini. Ok. Tutti e due? Sono stati denunciati? O si sono denunciati tra di loro, perché potrebbe anche essere, visto che è pieno di provocatori. No, Osvaldo, non credo. L'Inter si può fare, mi fa paura. O Real non stava andando insieme. Vincenzo, sì, vabbè, però sono squadre forti che nel loro girone dovevano passare da prima e seconda, e se vengono in Europa League rendono l'Europa League più complicata, Questa è la verità. Ragazzi, ma voi per esempio vi siete dimenticato di mettere il mi piace? No, chiedo perché a me capita, guardo le live, mi dimentico di mettere il mi piace, a volte sto col cellulare, non esce. Cliccate al centro del cellulare, vedete, scorrete il mi piace, non andate, scorrete il mi piace, lasciate il mi piace al volo, altrimenti vado a fare di nuovo pipì. Lasciate mi piace, altrimenti vado. A volte capita, poi non lo so, dal computer è più facile, dal cellulare. Fatemi sapere, mi scrivete da cellulare o da computer? Perché questo pure è una cosa che mi interessa. Allora, l'Europa League è tosta proprio per partite come questa, infatti il Napoli va spesso meglio in Champions. Angelo, non hai torto, Non hai torto che il Napoli con le squadre un po' più aperte, squadre più forti, gioca spesso meglio. Le squadre che si chiudono rompono i coglioni, è vero. Deve rimanere senza lavoro per quello che ha detto quello del CG5. Guarda, in America cose del genere te le fanno pagare, ti licenziano in tronco. Magari è anche per benismo, è anche, capito, politically correct, ma qua non te la fanno pagare. Anzi, te la fanno pagare, non te la fanno passare liscia. Hanno dato della feccia e anche termini più forti ai giuristi, magistrati, tifosi del Napoli in quella trasmissione scema che fanno per radio nel 2018. Fabio, mamma mia, che gente di merda. Cellulare, tab, PC, Fabio Baby Fox come un pazzo. È colpa mia, ho nascosto le zinne. Hai ragione, Marat. Non ci avevo pensato. Per parlare di tattica ho nascosto le zinne. Hai ragione. Rendiamo la tattica un po' più piccola, tanto si vedono, tanto lo sapete che vi dovete iscrivere al canale. Siete iscritti al canale, altrimenti siete completamente pazzi? Sì, che siete iscritti al canale. Rimostriamo le zinne, ma per un fatto Angela ci capirà. Angela da cellulare, tu capisci? Magari tu apprezzi pure, perché è un fatto di bellezza, non è un fatto di arrapati. È un fatto di... La bellezza è bellezza. Magari per par condicio posso mettere anche un bel ragazzo da qualche parte. Nel tuo logo qua metto un bel ragazzo. Huawei. Tutte le big sono super altalenanti, Eddie, è vero. È verissimo, è verissimo. Noi dobbiamo vedere i fatti nostri e quindi siamo anche ipercritici con la nostra squadra, ci vediamo a volte tutto male, e lo so, mea culpa anche.
Però se vai a vedere tutte le squadre c'è un'altalenanza incredibile, perché è una stagione strana, tra Covid, tra impegni ravvicinati, non ti puoi allenare bene, poi le nazionali che rompono pure i coglioni. È vero, ed è disonesto non parlarne. È disonesto non parlarne. L'ex Wood, va bene la ragazza per te? Io chiedo anche a voi ragazze, perché siete poche ma buone, e quindi il vostro... Poche ma buone, perdonate la battuta, insomma, alla Totò. È buona? È buona. È come buona. È buonissima. Non mi permetterei mai, però è importante dare anche voce alle quote rosa di questo canale. Notte kick cock, ragazzi, chi deve andare a dormire lo capisco, è tardi, a me se sta facendo tardi, figuriamoci a voi. Ma il sondaggio in chat al volo, per quale giocatore vogliono vedere nel green screen? Questa pure è bella, vedi? A 616, tu sei proprio bravo. Io non sono ipercritico col Napoli, solo con quel bidet del numero 6. Quanto cazzo è forte Mario Rui, Fabio. Quanto è forte Mario Rui. Mario Rui, potenzialmente, veramente è forte. Però ti devo far parlare con un amico che lo ritiene una merdaccissima, e appena posso lo faccio venire in live, insomma, è un amico. Anzi, lo invito proprio nel canale dei Bellini, perché anche lui come si dice, ha supportato il canale con una grossa donazione. Potito ti piacerà, potito ti troverai. Lo devo lanciare io. Chi volete vedere nel green screen? Una bella ragazza, un bel ragazzo o uno dei nostri giocatori? Fatemi sapere. Con questo penso che le pagelle abbiamo fatto. Grazie per tutti i vostri like. Non arriviamo a 200. Sono molto deluso. Non è vero, ragazzi. Per essere 100 contemporanei, 187 va più che bene. Siete molto bellini. Come al solito, non era facile dopo questa partita un po' così. Però il Napoli ha vinto. Sergio Guidozzi, per esempio, Guido Rizzi, per esempio, dice: il Napoli ha vinto da grande squadra senza sforzi. Mica male. Come vuole Mario Rui nel green screen. Guarda, i capelli bianchi di Insigne. Non hai torto, Sergio, nel senso che se vai a vedere, noi siamo ipercritici e lo saremo sempre. Ma se andrei a vedere su altri canali, o magari gente che la partita non se l'è vista, vede il risultato e dice: sì, il Napoli cinico, il Napoli, questa è la mentalità giusta in Europa, e così vince 1-0 con la Sociedad, vince 1-0 con la cosa, ha imparato dal passo falso con la Z Alkmaar, e così era comunque una partita in trasferta, non facile, allora hanno imparato, hanno fatto 2 gol. Cioè, se tu vuoi giustificare questa partita, i modi li trovi sempre. Noi troveremo sempre il modo anche di essere ipercritici anche quando va tutto bene. Anche quando va tutto bene c'è qualcuno che mi ha detto che Osimhen non è buono, che Insigne è il male del Napoli, che Mario Rui, Fabio, dico a te, che senza Mario Rui il Napoli vince tutto. No, tu non hai detto questo, ma in generale. Quindi, vabbè, quell'altro Pasquale, quell'altro che ha detto di togliere Insigne così, veramente siamo in grado di dirne di ogni. Frank Dabbo: purtroppo non ho potuto vedere la partita, ma il Napoli ha giocato bene. Abbiamo fatto un primo tempo schifosissimo, Frank. Nel secondo tempo entra Insigne, entra Fabian, il Napoli si mette sotto e gioca molto meglio. Arriva il secondo gol e poi giochiamo molto meglio, creando anche tante cose. In che senso Angela? Che ha scritto Angela? Voglio Ramani. Ah, lei vuole Ramani qua dietro. Che ne pensi di Morata? Morata ha fatto un impatto, ragazzi, che non si può negare. Lobotka è ingiustificabile. Allora io metterei Lobotka. Ragazzi, metto Lobotka perché se trovo la foto adatta non entra nemmeno nel green screen, tanto che è grosso. Eccola qua, l'ho trovata. Boh, aspettate però, perché, cioè, io lo metto, no? Però non ridete, nel senso lo devo mettere dietro al green screen, prima che lo ingrandisco, no? Eccolo qua, allora. Questa è una foto, è una fake news, perché la foto è ritoccata. Non è così che è andata. Non è questa la foto vera. La foto vera
è un'altra che non trovo nemmeno, però mi fa tanto ridere, mi fa impazzire. Però oggi l'ho guardato bene, il Capucchione, e il buon Capucchione purtroppo è leggermente fuori forma. Oh, lasciamo perdere Photoshop, eccetera, eccetera. Fake news. Si vede, no? Si vede proprio qua. Che proprio, con lo sfumino ti tiri la panza appresso, eccetera. Però l'hanno fatto. Ma addirittura c'era c'era una cosa su Instagram dove pure lui. Però voglio dire, il ragazzo può fare di meglio fisicamente, secondo me, non. Ora non per essere così. Io tenga la stessa panza su, fondamentalmente. In questo momento so che posso fare di meglio. Io so che posso fare di meglio e non gioco a pallone. Faccio lo youtuber, sto davanti a uno schermo buttato tutto il giorno a guardare calcio. E sto così. Mangio pasta tutti i giorni. Quindi tu lo vodka puoi fare di meglio. Questo intendo. Questo intendo dire. Poi dopo, cioè, se gli altri giocatori lo fanno, perché non lo fai anche tu? È Costituzione? Sarà Costituzione, non lo so. Io mi tiro la panza. È chiaro, ma perché se non mi tiro la panza divento Higuain. Come faccio a tirare la panza e parlare a chissà cosa? Porchette proprio le frega. Lobo veloce. La voce di Gattuso ancora riecheggia. Ah ragazzi, allora arriviamo a 200. Qualcuno nuovo è entrato. E tu che sei nuovo, l'hai visto lo vodka appesantito? Lascia il mi piace, altrimenti lo vodka diventa 200 kg. Subito il mi piace, altrimenti lo vodka lo perdiamo, ragazzi. Ah, Higuain. Alle ossa grosse. Sì. Quando sai, ho fatto troppa palestra. Non faccio palestra perché non voglio diventare troppo grosso. Sono stronzate. Se fai palestra ti ingrossi qua e poi dopo sotto resti come devi rimanere. Corri, ciucchi. Lo vodka, fermatelo. Ah ragazzi, 198 mi piace. Dai, arriviamo a 200. Arriviamo a 200 che vi dico un segreto. Sottofondo sarò con te. Non lo posso mettere perché è una melodia conosciuta. Ma voglio dare soddisfazione ad Angela, ragazzi, perché Angela da quando avevo 2 iscritti Angela era fedelissima, commentato tutti i video, non se n'è perso uno. Angela è su tutti i canali dove si parla di Napoli, un'appassionata di Napoli e ne capisce pure. Devo dare soddisfazione all'amica Angela con un piccolo regalino. Eccolo qua. L'ha chiesto e glielo diamo. Il bel ragazzo. Io sparisco completamente, invece no, lo facciamo andare qua sotto, vedete, tutto live. Eccolo qua. È un bel ragazzo, bisogna dirlo. L'ho trovato anche che sorride. E quindi fatemi vedere nei vostri commenti. Non so se anche Lexa apprezza. Carmi999, siamo a 1999 mi piace. 1999, oh cazzo. Allora, non hai mai sentito il segreto? Chris, non sei stato attento, forse. Angela è top player, si deve dire. Secondo me è svenuta Angela, non ci risponde. Alexa va bene anche lui, quindi Alexa ha apprezzato molto bene. È arrivato il 200, boom! Allora vi siete meritati il segreto, ragazzi. Ah, bravi. Io credo che dovremmo essere solo grati a questi ragazzi che lavorano in queste condizioni. Zexu, non ti far sentire dall'amico cane pazzo che lui dice che sono tutti mercenari e che so gente di merda, però... Alessandro Di Lella, il segreto a fine live. Vedi, a fine live compare anche Showtime che evidentemente impegnato. Amico mio, Gino, siamo alla fine perché non ho più voce, però domani facciamo approfondimento. Vi voglio bene, vi ringrazio per tutto il supporto. Siete tantissimi, siete talmente tanti che sto cominciando ad andare in affanno a leggere tutto. Veramente grazie. Speriamo che
che le elezioni americane vanno in un certo modo, in modo tale che io continuo a dirvi da New York Valerio Fluido è tutto, invece vi dirò da fuori grotta Valerio Fluido è tutto, pure va bene, poi vediamo in futuro, ma il segreto qual è? Il segreto è che a fine live io vi svelo anche una cosa tecnica, no? Che solamente gli youtuber quando poi si trovano in streaming e si trovano con un programma che non sia un altro così. Noi abbiamo termina streaming, abbiamo un bottone da